Sì. A questo punto, ragazzi, a questo punto succeda quello che succeda, io però ho delle cose da dire, perché secondo me ci siamo scavati la fossa da soli. Cominciamo. Via. Buonasera, ora abbiate pazienza, potrebbe esserci del andare un po' a scatti, perché vedete il tempo, il timer, la partita, tutte le cose, stiamo rischiando, ma stiamo rischiando non solo per la live, ma stiamo rischiando anche come Napoli, perché adesso vi leggo tutti. Iscrivetevi al canale, lasciate i like. Il Napoli ha deciso di schierare Rachmani, Lobotka e Zielinski, e io prevedo un paio di scenari. Il Napoli perde lo stesso, perché ci sta, perché siamo comunque ridotti all'osso. Il Napoli perde lo stesso e siamo disonesti e siamo dei pagliacci perché non abbiamo rispettato lo stop dell'ASL 2. Il Napoli pareggia o vince, siamo dei disonesti perché non abbiamo rispettato lo stop dell'ASL 2. Oppure deve succedere qualcosa di eclatante, si fa la storia, si deve fare la storia oggi si deve fare la storia, deve succedere qualche cosa di eclatante, devono entrare in campo tutti con le mascherine. Non credo, era un'ipotesi, ma già li ho visti riscaldarsi senza mascherine, quindi non è così. Oppure deve intervenire l'ASL di Torino e bloccarci, perché rispetto alla dichiarazione dell'ASL 2 di Napoli, della Campania, devono intervenire, dici questi qua li avevamo bloccati, non hanno il booster, di conseguenza non possono così, possono avere però dei contatti incivili, possono lavorare, ma con la mascherina. Qual era la cosa così? Se vai a scavare nel profondo del decreto per le quarantene eccetera eccetera, nessuno dei giocatori del Napoli che hanno avuto contatti con i positivi, immagino Spalletti, poteva poi col terzo benissimo, c'hai il booster, devi andare comunque con la mascherina, devi giocare con la mascherina, anche Mertens e Ospina dovevano giocare con la mascherina. Ci fate fare le dichiarazioni di Marotta che sono gravi, che dice le ASL troppo potere, non ci interessano queste ASL, noi dobbiamo giocare così. Allora questa è una risposta che il Napoli dà anche sotto questo punto di vista. Volete che si giochi per forza e giochiamo per forza, allora non vale né quello né quello, ce li avete fatti partire e allora poi la quarantena in mezzo, in aria, l'aeroplano. Quindi ascoltatemi bene, la mia idea era di giocare senza Zielinski, senza Lobotka e senza Rachmani, a quello che ne viene, perché non me ne frega niente del risultato sportivo. Non c'è più sport, non c'è più calcio, non c'è più niente. Immaginate semplicemente, Angelo, benvenuto, dopo vi leggo tutti, immaginate semplicemente una cosa: la Fiorentina non gioca, partita rinviata o persa a tavolino, quella là non lo so, la Fiorentina non giocherà la prossima perché il Torino viene fermato per 5 giorni, quindi non giocherà neanche la prossima, e ci affronta fresca e tosta in Coppa Italia, quando noi non abbiamo nemmeno gli occhi per piangere per mettere dei giocatori. Come si fa? Tutto è falsato, tutto è completamente, assolutamente falsato, e questo non è più sport e non è più calcio, e le brutte figure che stiamo facendo a livello internazionale, perché io la guardo ovviamente su Paramount Plus, su CBS, vedere la schermata del campo di Bergamo, aspettando la squadra avversaria, e poi devono fare la pantomima, siamo in onda, ok, allora si stringono la mano, la squadra avversaria non è venuta, a tavolino, poi dopo i ricorsi. È una roba veramente incredibile, che non si può vedere. Comunque vada, siamo disonesti. Giorgio, io penso che così sarà la narrativa. Ti ricordo solo una cosa, Giorgio, amico mio, grazie. L'anno scorso avevamo ragione ed è stato stabilito anche in sede di tribunale che avevamo ragione. La narrativa è passata che il Napoli era disonesto, che aveva paura e che non voleva giocare. Di conseguenza,
questo succederà anche stavolta. Avevi una chance di fare l'impresa storica, senza nessuno, senza Zielinski, senza potevi giocartela alla morte e vedere quello che succede. Adesso, se vinci, possibili ricorsi oppure multe, perché da regolamento probabilmente il Napoli va più incontro a una multa che non a un problema della Lega, ma può essere che la Juventus farà ricorso. Non lo possiamo mai sapere, dobbiamo guardare e aspettare e vedere. Io devo far partire qua perché sennò siamo in ritardo, speriamo che non si blocchi niente. Voi non spoileratevi tra di voi, magari, perché io poi non guarderò più i commenti durante la partita. Alexandro De Ligt, Rugani, Quadrato in difesa, Rabiot, Locatelli, McKennie, Bernardeschi, Morata, Chiesa, la formazione della Juve, mentre il Napoli con Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Jesus, Gulam, Lobot, Kademme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens, quindi con Petagna in panchina, Zanoli in panchina e poi i ragazzini. Ok? Vi do un bacio, ci vediamo tra poco, io adesso ve la racconto e ringrazio i nuovi membri. Angelo, ti ringrazio tantissimo, poi dopo ci siamo, deve partire. C'è un po' in ritardo, però ci siamo più o meno. Frank, ti mando un bacio gigante, tutto andrà a scatti, ma voi non vi preoccupate. Voi non vi preoccupate, mi sentite, le reazioni le vedrete. Stiamo facendo la storia qua, la dobbiamo fare. La dobbiamo assolutamente fare. Una. Ok, giostra il Napoli con Juan Jesus. Mi fa strano proprio guardare una partita, cioè dopo tutti questi presupposti guardare e giocare a pallone mi fa strano, non ci sono i presupposti. Poi magari vediamo una bellissima partita, che ne sai? Tutto può essere. Rachmani sviluppa il Napoli sulla destra con Di Lorenzo. Zielinski viene fermato e riparte la Juve. Vi voglio bene comunque. La community io lo faccio per me e per voi, perché lo sapete, io preferisco fare la reaction registrata, così mi segno anche meglio le cose, me la vedo meglio senza parlare. Però questa era una situazione eccezionale, è una situazione eccezionale che c'era pure il dubbio che non si giocava, quindi dovevamo essere lì sul pezzo a capire, ad informarvi, perché ieri veramente era il festival delle fake news, delle cose, e quelli non possono giocare, questi non possono giocare, quelli giocano lo stesso, e poi questa la mascherina, i contatti in CV. Morata a terra, non c'era fallo e Insigne mette il pallone fuori con fair play. C'è stato un intervento di Juan Jesus, un calcio. Insigne fa fair play con Allegri e con Bernardeschi. Il calcio nel costato di Juan Jesus su Morata c'era, ci sta. Il gesto di fair play di Insigne. Non è una partita normale, non sarà mai una partita normale. Non può mai esserlo. Ma comunque, io ho ringraziato Frank Parziale, io lo devo ringraziare a prescindere. Attenzione a Morata, cambia tutto, dall'altra parte c'è Chiesa, il tiro e c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Il Napoli protesta per qualcosina, Di Lorenzo prima scivola e poi ci mette una pezza.
Chiesa deviato, prima occasione concreta per la Juventus, sarà calcio d'angolo. Parte Bernardeschi, credo, e c'è il colpo di testa di McKennie che non finisce lontano dal palo. Occasione importante per McKennie, salta completamente da solo, indisturbato, e non inquadra la porta. Mamma mia, che paura. Voi mi sentite bene? Sì, ma io non posso nemmeno leggere le vostre risposte, quindi tutto a posto. Un minimo di fazzolettino, Rachmani in avanti verso Zielinski, il tocco di prima per Politano che cambia gioco, interviene McKennie, che viene però anticipato da Demme, c'è fallo brutto di McKennie su Demme, brutto, in forte ritardo. Questo ci serve, che Demme è infortunato e deve uscire dentro a Vergara, questo è tutto. Brutto fallo di McKennie, molto brutto, da ammonizione. L'arbitro Sozza non estrae cartellini. Riparte la Juventus ora con McKennie. Il Napoli è in silenzio stampa. Anche le ASL ci mettono in silenzio stampa. Da protocollo ASL non può parlare. Questa è un'altra cosa che è straordinaria. Il Napoli non può parlare né prima né dopo la gara, quindi non sapremo niente, non sapremo posizioni del Napoli al riguardo, non gli potranno fare domande né su Insigne, né sulla partita, né sulla condizione dell'ASL. Sarà il silenzio assoluto che favorirà ancora una volta la narrativa di chiunque la voglia fare. Colpo di testa di Rachmani, Juan Jesus perde un po' di tempo e deve intervenire Ospina sulla pressione di Morata. Controllo di Juan Jesus un po' macchinoso, aveva tutto il tempo e poi rilancio di Ospina. Insigne, colpo di petto e lancio verso interessante, verso Politano, leggermente troppo stretto e lungo. Era una buona idea. Io devo spegnere tutti i cellulari, gli spoiler. Sarò sicuramente anche in ritardo con voi, ragazzi, di qualche secondo. Ma è quello che è. Sarà quel che sarà. Giostra la Juventus ora con Locatelli. Il cambio di gioco molto interessante per Bernardeschi, affrontato da Gulam. Bernardeschi lo punta, entra in aria, Insigne si allontana e interviene Juan Jesus. Bernardeschi reclama un fallo, ma adesso reclama anche la palla. Ancora la Juve in possesso palla, è buono l'intervento di Politano per un attimo, ma ricomincia la Juventus con De Ligt. Il lancio di De Ligt finisce direttamente sul fondo e voi non state lasciando i like, poi voi vi lamentate che il Napoli perde, ma è questione di like, è questione di universo, di pensiero collettivo positivo. Domenichini inquadrato, Serafico alla Clint Eastwood, occhio di ghiaccio, spinta nei confronti di Mertens, molto vistosa, con Zielinski che si rotola a terra, dolorante. Andiamo a rivedere cosa è successo. Quindi c'è stato un doppio intervento, cioè prima questa spinta di Rugani che con i tacchetti gli finisce sulla spalla e poi la successiva spinta di
De Ligt su Mertens, uno di questi falli ci è stato chiamato, e ripartiamo con Ghoulam. Il pallone verso Mertens che la tocca all'indietro per Demme, c'è l'anticipo di McKennie, riparte ora Chiesa, lo strappo del numero 22, trova l'inserimento di Rabiot che tira in porta accompagnato da Di Lorenzo, il pallone alto, occasione per Rabiot che non inquadra la porta. Rabiot, tiro forte di sinistro, fuori. Terza occasione concreta per la Juve. Attenzione, qua recuperano subito palla, mani di Morata, e sul tiro a gioco fermo di Locatelli c'è una bella parata di Ospina, ma questa non vale. Ah no, era Bernardeschi, scusate. Ha provato la giocata, si può dire tranquillamente. Zielinski, scambio con Politano, avanza Zielinski, si ferma, cambia gioco col sinistro, ma il pallone è intercettato da Quadrado. Riparte Bernardeschi inseguito da Juan Jesus che lo ferma stavolta in maniera regolare. Protesta Bernardeschi e quando mai riparte Demme, ora Insigne che taglia al solito. Il passaggio verso Politano viene anticipato. Attenzione ancora Mertens, il tiro di Insigne interessante di controbalzo di prima misura, finisce alto. Insigne controbalzo, ce la segniamo come occasione che ci scuote un po', ma il pallone finisce parecchio alto sulla traversa. Colpo di testa di Di Lorenzo, interviene per un attimo Zielinski, ma riparte la Juve con Chiesa, sposta il pallone, prova a ripartire ma viene fermato. Ora c'è McKennie che trova Rabiot dall'altra parte. Ho ringraziato Frank Parziale. Chiesa sterza, entra in aria, il tiro parato da Ospina, non trascendentale questo tiro di Chiesa, ma ce lo dobbiamo segnare perché vale come tiro in porta. Tiro debole. Ripartirà il Napoli con Di Lorenzo che lascia Politano, punta Alexandro, sterza su Rabiot. Ora c'è Demme in cabina di regia che allarga verso Ghoulam. È bello vedere Ghoulam titolare. Vediamo quanto reggerà e se potrà essere decisivo con la sua qualità di calcio, se non con la sua corsa che è sicuramente limitata. Attenzione, buona azione del Napoli, viene fermato ora Insigne ma recupera Demme. Ghoulam alza la testa, prova il cross a cercare Insigne, lo trova e Zielinski in posizione di tiro, ribattuto da Rugani. Interessante questa azione sviluppata dal Napoli. Zielinski era andato al tiro ma è stato ribattuto. Zielu ribattuto. Era un tiro diretto verso la porta, sicuramente nello specchio. Chissà se nelle statistiche questi tiri contano o meno, quelli bloccati dai difensori, dalle gambe dei difensori. Si muove Lobotka che trova Insigne sul versante sinistro, solito movimento di Insigne, il passaggio per Mertens, il colpo di tacco ancora che libera Zielinski, che libera Politano, attenzione al limite dell'area, Politano viene ancora ribattuto, altra occasione, questa non me la scrivo, recupera palla Politano ma la riperde per Alexandro, anche questa azione non male, sviluppata dal Napoli. Ma non riusciamo a impensierire Szczesny. Come parla bene,
Demme interviene, recupera palla, Mertens punta ancora, becca le gambe di De Ligt, altra occasione, si lamenta un po' Insigne che aveva fatto un movimento a smarcarsi, Mertens ha provato a tirare ma è stato ribattuto, riparte ora la Juve, Chiesa taglia tutto il campo e viene poi anticipato Bernardeschi da un buon posizionamento di Ghoulam, riparte ora Insigne. Si fa vedere Ghoulam, Insigne si accentra, cambia tutto verso Zielinski, cerca un po' di spazio, il polacco lascia il pallone a Politano che punta Alexandro, ancora Zielinski, pallone sul sinistro, c'è ora Demme, cerca un po' di spazio il Napoli, la Juve si è chiusa tutta dietro la linea della palla, Di Lorenzo cerca un filtrante per Politano ma il Napoli resta alto, recupera palla con Lobotka e ora è Demme Mertens molto largo a destra, ancora Lobotka cerca un passaggio vincente il Napoli, ora è Insigne che prova dalla distanza, ancora alto, non inquadra la porta, Insigne alto, da posizione 1 metro e mezzo alto sulla traversa. Si scambiano il pallone, ora De Ligt lancia verso il centro, c'è un buco pazzesco a centrocampo del Napoli, c'è un buco clamoroso, ne approfitta Chiesa che avanza indisturbato, entra in area il tiro, questa finisce fuori ma credo di poco, Chiesa di sinistro, violento ma finisce alla destra di Ospina che si era lanciato in tempo, Chiesa fuori, tante occasioni so far, ritmo abbastanza alto, il che non è buono per noi perché con ritmo alto tu poi sei costretto a fare dei cambi che non puoi fare. Panchina lunga per la Juventus quest'oggi, c'è Keane, c'è Dybala, c'è stato mi pare anche il recupero di Arthur, insomma hanno delle opportunità di cambiare le cose in corsa. Ora è Morata che giostra con Rachmani, ma c'era fuori gioco. Rachmani, mi raccomando, se devi marcare, marca col gomito, non con le mani, non si con le mani, e poi non alitare in testa perché comunque da dispositivo neanche le battute riescono più perché è tutto grottesco. Ospina si affida a Juan Jesus, ora è Ghoulam che col destro perde palla, Bernardeschi ora lo punta, avanza, Ghoulam con una scivolata riesce a toccare il pallone sulle gambe di Bernardeschi, ottimo intervento difensivo di Ghoulam dopo un intervento così, ma riparte subito la Juventus con Quadrado, inseguito da Insigne. Locatelli ora si gira e torna da De Ligt, la Juve riparte, il Napoli si ricompatta. 4-2-3-1 classico per il Napoli con Mertens e Zielinski che risultano entrambi punte in questo 4-4-2 in fase difensiva. Il cross di Rabiot, Rachmani interviene 2 volte ed è bravo Di Lorenzo ad uscire bene col pallone, grande Di Lorenzo, grandissimo intervento, e guadagna anche un fallo laterale. Si riparte quindi con questo fallo laterale che sarà proprio Di Lorenzo a battere verso Demme che di prima intenzione la butta in avanti, lotta Mertens con De Ligt di testa, che vuoi lottare? Non c'è proprio possibilità. Ma il Napoli riconquista il pallone e riparte da Ghoulam. Si ricrea la famosissima catena di sinistra con Ghoulam e Insigne. Ora Demme, Insigne molto accentrato.
per lasciare un po' di spazio a Gulam per salire, ci sta come chiave tattica. Zielinski controlla bene, poi lascia Lobotka, ancora Zielinski ha un po' di spazio, danza sul pallone Zielinski, avanza in zona tiro, il tiro viene ribattuto da Locatelli, ancora una volta il Napoli prova la soluzione da fuori, recupera palla Demme che non la molla e se la lascia toccare, la palla non esce, quindi ora la controlla Quadrado. Locatelli impreciso col colpo di tacco favorisce l'intervento di Rachmani, per Di Lorenzo può ripartire il Napoli. Non sono più abituato a fare la telecronaca, la voce se ne scende. Bevi, io poi bevo, poi devo fare pipì. Chiesa tocca il pallone in calcio d'angolo, intervento su Di Lorenzo. Chiesa giustamente indica il pallone, quindi calcio d'angolo lo muove il Napoli, ora Mertens in fuorigioco, lo schema non ha funzionato e Mertens dice a Politano la dovevi mettere al centro a quel punto, che me la ridai a fare. Poi non sono sicurissimo di questo fuorigioco, però l'idea era sicuramente sbagliata. Giostra il pallone Locatelli che la lascia a De Ligt. Sponda di Morata per Bernardeschi che cambia tutto. Bernardeschi in zona tiro lascia ancora il pallone a Chiesa che non la controlla bene ed è Politano ora a liberare ma a consegnare il pallone ancora a Locatelli. Insiste la Juve che riparte ora da Rugani. Lancio di Locatelli, la sponda di McKennie, l'intervento di Demme. Ha anticipato Zielinski, Mertens, ora Lobotka che cerca di mettere e lo fa. Mette pace. Mette ordine. Riparte Demme, il movimento di Di Lorenzo, lo premia Demme. Ora il nostro Bobotta che scambia ancora con Demme, invita a salire Juan Jesus, c'è un filtrante libero per Insigne, tocca il pallone 4-5 volte, si accentra molto Insigne, prova a servire Politano che ha il controllo, è buono, attenzione a Mertens, il tiro ed è il gol! Il gol di Mertens! Indica lo scudetto del Napoli, lo stemma del Napoli. Devo aggiornare il banner. Devo aggiornare il bannerino. Fatemela rivedere un attimo, me la godo. Insigne che taglia tutto il campo. Il movimento di Politano alla Callecon. Lo stop. Politano lascia il pallone a Mertens che si sposta il pallone di un attimo e con un violento destro rasoterra a incrociare viene toccato da Szczesny quando De Ligt era sulla traiettoria pronto a ribattere il pallone. Il tocco di Szczesny inganna De Ligt, Napoli in vantaggio. Ci siamo tolti uno sfizio. Ci sono dei controlli VAR. Controlli vari.
Si riparte. Ma ovviamente non è successo niente. Però è uno sfizio interessante, insomma, non è che il Napoli segna queste caterve di gol allo stadium di solito, eh? Attenzione, Di Lorenzo, anticipo secco, ancora Mertens, Zielinski, Di Lorenzo, prova il Napoli ad affondare con Zielinski, contrato al momento del tiro da De Ligt, occasione importante. Politano era l'assist man. Attenzione qui questa occasione di Zielinski, ma le occasioni così contrate non me le scrivo, se il tiro non è pulito non fa niente. Vi ricordo oltretutto che Mertens è un ex giocatore che basta, deve appendere le scarpette al chiodo. Lo sanno tutti che Mertens oramai sono anni che non è più lo stesso. La perdo la voce e che fa? Io stasera devo andare a lavorare, ma non dovrei cantare. Sono chiamato solo a suonare il basso elettrico, anzi il contrabbasso elettrico. Di conseguenza la voce la perdo. Domani magari mi torna latte, miele e domani è un altro giorno. Camma fa, noi per sta squadra siamo completamente folli, noi siamo pazzi. Noi facciamo cose per il Napoli, per amore della maglia. Guardiamoci nell'anima, capiamoci. Attenzione a questo tiro di Chiesa. Deviazione ancora a Chiesa, molto molto pericoloso. Buono il suggerimento di Bernardeschi e c'è una deviazione di Rachmani su tiro secco di Chiesa. Deviato in calcio d'angolo. Attenzione ai calci piazzati, per favore. Se dobbiamo rovinare tutto, almeno non facciamolo sui calci piazzati, per favore. È buono il colpo di testa di Rachmani, ora Insigne che viene una sorta di ponte di Bernardeschi, non viene rilevato dall'arbitro, ma Insigne Caparbio recupera pallone su McKennie e subisce il fallo finalmente dell'americano. Insigne mima il ponte di Bernardeschi che gli aveva fatto perdere l'equilibrio prima. È bravo a guadagnarsi il fallo in difesa. La partita di Insigne sarà analisi, sarà sarà sicuramente vista al microscopio oramai da tutti per le cose che sappiamo. Attenzione, errore di Rachmani, riconsegna il pallone alla Juventus che adesso può giostrarla con Rabiot, il cross, buono l'intervento di Goulam ad anticipare Bernardeschi, la Juve insiste ora con Quadrado, tocca il pallone, entra in area Quadrado, il tiro fuori. Era un tiro che poteva diventare un cross, insomma, lì lascia sul posto Demme, Quadrado, fuori, un tiro grosso, diciamo. E tante piccole occasioni anche per la Juve. C'è un fallo, credo, su Mertens a centrocampo, era venuto incontro per ricevere il passaggio e c'è un brutto intervento di De Ligt che tenta di anticipare ma gli prende la caviglia, mentre nel frattempo ci fanno rivedere, Maronna mia, Mertens, che il senso del gol di Mertens, il senso del gol, sapere dove devi spostare il pallone, dove lo devi tirare, la faccia di Allegri. Mertens dolorante a terra, la caviglia, io mi metto a piangere. Lo sguardo di Domenichini.
spray sulla caviglia destra di Mertens, inquadrato De Ligt, autore di questo intervento. Insigne parla con Domenichini. sembra quasi che Insigne a dire le cose a Domenichini che non il contrario, ma sono impressioni mie, non vi sto fa male, ecco qua, il labiale di Mertens ha detto fa male. Mannaggia, tutto cosa. Se la metto proprio sopra, se la metto a terra, se l'appoggio a terra. Mertens zoppicante e inquadrano Dybala come se potesse entrare lui. Io poi l'avevo detto, ma perché non mischiamo le squadre? Facciamo una bella amichevole. Si riparte dal fondo con Ospina. Il lancio verso Politano che la mette a terra con un bel colpo di petto. Ora ancora Mertens. Mertens trova Demme che trova Gulam che ritrova Demme e il Napoli cerca di far girare la palla. Non dobbiamo accelerare troppo, dovremmo mantenere il ritmo basso per non spomparci e tentare. Vedete come poi ma quelli ce l'avete, pagliacci, la squadra è buona, ce l'avete tutti i titolari. Cretina che dice una cosa così. Il calcio è cambiato, la regola dei 13 non ha più senso quando ci sono i 5 cambi. Nel momento in cui tu introduci i 5 cambi come effettivi, la regola dei 13 minimo non può essere più, devono diventare 16 minimo, perché la squadra avversaria comunque ti potrà fare 5 cambi in faccia. Il lancio di Insigne ribattuto da De Ligt. Quindi la regola è quella, pagliacci. La regola è sbagliata, parliamo delle regole, non diciamo pagliacci per vedere ognuno il proprio orticello. È la regola. Non si ragiona così. Vogliamo migliorarlo il calcio oppure vogliamo semplicemente vincere? Lobotka fa una magia, Insigne al limite dell'area, non riesce a superare Quadrato. C'è un po' di batti e ribatti. Colpo di testa di Rachmani per Zielinski che lascia Politano, punta Alexandro. Politano ha 3 avversari intorno, Politano è costretto a fermarsi ed è Morata a mettergli il pallone in fallo laterale. Ah no, è loro, incredibile. Sorride Politano? non lo so come poteva essere loro questo fallo laterale, ma lo riguarderemo. Interviene per un attimo Insigne che sporca un passaggio di Szczesny verso Quadrato e il Napoli recupera questo fallo laterale che batte direttamente Insigne verso Juan Jesus che gira ora per Lobotka. Demme, Juan Jesus, Rachmani. Ospina, Rachmani attaccato da Morata, si libera del pallone Rachmani, ma l'intervento dello spagnolo lo ha disturbato, recupera palla la Juve con Bernardeschi. Il cambio di gioco verso Chiesa, filtrante per McKennie, ancora pallone per Chiesa, controlla bene Rachmani che viene anche spinto, ma riesce a deviare in fallo laterale. Vi siete iscritti al canale? Avete lasciato i like? Io non lo so. Sto qua a perdere la voce. Mertens ha segnato e voi non lasciate i like. Ci avessero sta 170 like subito, già. Poi lo so che molti verranno a fine primo tempo perché verranno. E verranno non solo gli amici Bellini, io sono pronto. Ah, beh. Io sono prontissimo, voi lo sapete. Però voi che siete la community esperta, voi con i moderatori lo sapete già come si fa. Si ignora, si abbraccia. Alexandro il cross direttamente tra le braccia di Ospina e non ce lo segniamo.
Il rilancio di Ospina verso Insigne, il controllo di Quadrado che di testa serve Szczesny. Insigne con ampi gesti chiede ad Ospina di avere calma e non fretta di rilanciare verso di lui. È inevitabile quando tu adesso vedi queste cose, uno può pure rispondere ma tu chi sei? È chiaro, perché cambiano le gerarchie, ma Insigne sta giocando bene. Riparte ora Insigne, la palla finisce a Lobotka. Zielinski può provare di puntare Locatelli, lascia il pallone a Di Lorenzo, si butta dentro Politano, Di Lorenzo non lo serve. Ancora Zielinski Demme, Lobotka. Napoli messo bene in campo. Insigne ora punta Quadrado, entra in aria il pallone verso Mertens, purtroppo il passaggio è corto. Per un attimo aveva recuperato palla Lobotka, ma Bernardeschi è bravo a far ripartire ora Chiesa. Parte, ma troppo spazio per Chiesa, troppo spazio. È buono l'intervento di Di Lorenzo che anticipa Morata. Molto spazio per Chiesa tra le linee. Lì il buco si crea spesso. Di Lorenzo ci sta mettendo una grande pezza. Avanza De Ligt. Bernardeschi ora cerca di lasciarsi alle spalle Gulam, si accentra e serve Rugani. Cambia gioco ora per Alexandro. Il passaggio di Chiesa viene intercettato da Zielinski, è bravo ancora Di Lorenzo a controllarle, a provare a ripartire. Glielo mettono in fallo laterale. Il pallone, ovviamente, non altro. E il Napoli ripartirà con questa rimessa con le mani. Di Lorenzo cerca il movimento di qualche compagno, serve Rachmani, un controllo un po' rischioso, costretto a risbedire. Mertens per un attimo, ma è bravo De Ligt a girare intorno al folletto belga. Si riparte con Rugani, molto bloccato Quadrado. Bernardeschi è bravo con l'1-2 a lasciare sul posto Gulam. Gli arriva di fronte ora Lobotka che lo costringe a centrarsi, non c'è niente, riparte ancora la Juve, ma è buono l'intervento di Politano, è stato bravo Lobotka con l'aiuto di Juan Jesus a mettere una pezza al dribbling riuscito di Bernardeschi su Gulam. Ancora una buona palla recuperata da Politano. Passaggio filtrante per Insigne che si ferma per il ritorno di Quadrado. Insigne aspetta compagni, arriva Demme. Dall'altra parte c'è Di Lorenzo, ma Demme si gira su se stesso e serve ancora Insigne. Ha un po' di spazio il numero 24. Punta l'aria. Insigne riesce a trovare Zielinski, il tiro! Parata di Szczesny. Stavolta trova lo spazio Zielu. Il pallone è violento ma centrale. E Szczesny stavolta alza in calcio d'angolo. Buono il tiro di Szczesny. Il tiro di Zielinski. Calcio d'angolo per il Napoli, sulla palla Insigne e Mertens, scambio stretto. Ancora il pallone verso Insigne, cerca! Era uno schema per liberare al tiro Politano, pallone altissimo. Polita altissimo. Lo schema si era sviluppato, quindi io premio, ma purtroppo meta. Riparte la Juve con Szczesny, De Ligt avanza, ora lascia il pallone a Quadrado, attaccato da Insigne. Bernardeschi trovano delle buone triangolazioni qui. I bianconeri, Morata parte, lascia ora Chiesa, un controllo di Chiesa, cerca spazio per il tiro, ancora ribattuto da Di Lorenzo. E poi c'è fallo di Di Lorenzo, troppa irruenza su Alexandro.
E ci sarà un calcio di punizione dove la Juve probabilmente la butterà verso il centro dell'area. Quindi Lorenzo non si è riuscito a frenare e fa ginocchio contro ginocchio su Alexandro. Sulla palla Bernardeschi e Quadrado. Strani gesti di McKennie. Non vi dico che cosa sta dicendo il telecronista, roba che irripetibile. Parte Bernardeschi, il cross, ma è buono l'intervento di Ospina, uscita sicura, impresa alta, che toglie tutto da mezzo. Lobotka scambia con Insigne. Ora è Dem e Zielinski. Il Napoli con calma cerca di gestire la palla e di non sprecare tutte le energie, perché ovviamente il secondo tempo è dietro l'angolo. Intervento di Alexandro considerato regolare, si prosegue. Bernardeschi, il tiro è molto fuori dallo specchio, questo non merita di essere scritto. Quello di Alexandro è intervento palla e caviglia, un classico intervento dove prendi un po' di tutto, a volte lo fischiano, a volte no. Ho preso la palla e l'arbitro dice sì, ma hai preso troppo. E l'avversario dice ma quello mi ha preso la caviglia, e l'arbitro dice sì, ma ha preso la palla. Interpretabile. Morata controllato da Rachmani, chiamato un fallo su Rachmani. Non ci ho capito molto sinceramente. Vabbè sì, mani addosso Rachmani. Vabbè, Morata però Morata praticamente nel momento in cui Rachmani si rende conto lo sto abbracciando un poco troppo, Morata si tuffa, proprio un tuffo a Cufanillo, mi butto a terra, mamma mia che schifo. Ci sta la trattenuta, no, ci sta, è fallo, va benissimo, è fallo, non puoi abbracciare, è fallo, si marca così, ce l'hanno insegnato tutti a scuola calcio, si marca con le braccia là. Ma c'è bisogno di tuffarsi a Cufanillo quando quello ti ha tolto le mani da dosso, proprio il tuffo. Mamma mia che schifo, che schifo. Attenzione, un tiro, un batti e ribatti. Ospina cerca di evitare il calcio d'angolo, non ci riesce. Attenzione, vogliono controllare qualcosa che non ho visto, mi stavo ancora facendo il tuffo a Cufaniello. Su questo calcio di punizione di Quadrado c'è un colpo di testa di Mertens, rivediamo. Era con la testa, quindi non scherziamo. Calcio d'angolo per la Juve. L'arbitro vuole parlare con Demme e Morata. Spiega il regolamento. Se fai fallo è rigore, se fai fallo e segni te lo annullo. Parte Bernardeschi, il cross ribattuto da Mertens di testa sul primo palo, ancora Chiesa, bene l'intervento di Politano, riparte il Napoli con Insigne, Mertens velocissimo lo accompagna, Insigne si guarda intorno, si ferma, riesce a servire Demme, viene spinto, calcio di punizione interessante, ho visto proprio il gesto di Insigne. Qua incredibile che non ci sia un giallo, penso che debba arrivare perché siamo al limite dell'area. Roba incredibile. Il gesto di cui vi parlavo è che nel momento in cui l'arbitro fischia, Insigne guarda Mertens e fa così, ti prego, proprio gli chiede implorando di tirarlo. Non ho visto la reazione di Mertens, ma ho visto che aveva il pallone in braccio, mentre tutti stanno protestando, non era fallo, dove è il giallo, eccetera, eccetera. Arriva il giallo per Alexandro,
il gesto plateale di Insigne che ha chiesto di battere questo calcio di punizione. Vediamo cosa succederà. Ragazzi, io quando vi dico che certe cose poi nello spogliatoio, perché se non ci fosse tutto quel pregresso, tutto ciò, uno non ci farebbe nemmeno caso, sarebbe dinamica, invece poi diventa narrativa. Non glielo fa tirare perché mo non si vogliono bene. Questo dovevamo evitare, maledizione. Ma sul pallone, oltre che a Mertens, c'è anche Insigne e Gulam. Si allontana Insigne, Mesto si allontana Insigne e va a rinfoltire la barriera che è composta da Zielinski e Politano, con Lobotka al limite e anche Insigne per dare un po' di disturbo. Sul pallone, oltre che a Mertens, c'è Gulam. Parte Mertens, il tiro! Palla alta. Non di molto. Punizione alta. In questo momento, punizione alta. Insigne dentro di sé un pochino sta pensandoci, mu facevo battere a me. Sì, lo sappiamo come sono fatti. Lo sappiamo. Se l'avesse tirato Insigne e fosse andato sulla barriera, Mertens avrebbe pensato che era meglio che lo tiravi. Sì. Riparte la Juve, mancano 30 secondi allo scadere del recupero. Sicuramente a voi la partita già è finita, ma il Napoli giostra ancora con Lobotka, ha anticipato. Riparte la Juventus, Morata, il movimento a far fuori Juan Jesus, ma c'è Lobotka che non molla. È bravissimo Demme a metterci una pezza. Ancora Juan Jesus, tocca il pallone ma tocca la gamba. Questo è il fallo che vi dicevo prima, no? Il fallo che ci guardiamo nell'anima. Pallone e gamba, Alexandro. Non è fallo qua, pallone e gamba è fallo quello di Juan Jesus. Ma non c'è tempo, finisce il primo tempo. Non c'è tempo, finisce il primo tempo. E quindi io chiudo questa finestra per recuperare un po' di messaggi. E poi non lo so se ci riuscirò a leggere tutti i messaggi, sarà difficile. Sarà difficile. Amici miei, Michele, non lo so come, non lo so, devo capire, ti ringrazio, non posso fare altro che ringraziarti. Ringrazio Frank Parziale che avevo ringraziato prima, dai. Certo, se vincessimo 3-0, però già non è possibile, amico mio, proprio perché ha segnato già Mertens. Recuperiamo un pochino di messaggini, ragazzi. Ovviamente siete in tanti. Halma, ho letto Halma. Falco vi chiede i like, siamo in 200. Rita, moderatori, amici bellini, Baby Fox, Francesco, Riccardo, Angela, Andrea, Daniele e Lucio. Quanti like teniamo? Guardiamoci nell'anima. Quanti like teniamo? Perché poi diventa importante. Devo fermare il timer. Devo fermare il timer. Maledizione. Ma se io faccio un tentativo, start at, posso fare start at 45 per esempio, potrebbe essere un'idea. E io clicco start. Pure funziona. Va bene, 4503. Ho aggiustato questa cosa. Molto bene. Allora, sono pochi like, 222, 210, ma perché c'erano quelli preventivi? Lo so, sono pochi. Possiamo poi dopo, adesso che aumenteranno le persone, adesso che entrano le persone, voi glielo dite stesso voi. Vedi, lo dice Lino Bailo. Ho aggiustato anche la situazione delle cose, vedi? C'è Mertens che fa proprio così oggi. Lino, un bacio gigante. Ti ha fatto invecchiare di 10 anni, mettete like adesso ci ribalta, se no ci ribalto, giusto Riccardo. Anche su Chiesa con la nostra ripartenza la palla e gamba non ha fischiato per arbitraggio perfetto. Sì, ci siamo. Levitan, Artemius Blow,
Vedi che c'è Malquit, un'offerta per la prodezza di Mertens, mettete 14.000 like. E beh, guarda, dovrebbe arrivare, una partita come questa potrebbe arrivare a 14.000 views. 1.400 like mi sembra la base, ma purtroppo come il calcio, così la vita, così YouTube, certi numeri si raggiungono solo se il Napoli vince, altrimenti molti se ne vanno a dormire. Va bene, ma fammi capire, ora noi stiamo andando contro l'Azzo ma non contro la Lega, che si fa? Amico mio, consiglio a tutti quelli che magari si stanno collegando adesso che io ho fatto una premessa a inizio live, ho fatto veramente si chiama premessa, non devo cercare un sinonimo. Ho fatto la mia premessa e ho detto che stiamo rischiando grosso, che non ho capito la scelta, che avrei giocato questa partita senza Zielinski, Rachmani e Lobotka, a quello che ne viene ne viene. Evidentemente avranno le loro ragioni, evidentemente si saranno informati prima, non dovremmo rischiare interventi di campo, perché siamo stati autorizzati a giocare eccetera eccetera. Questi qua dovevano essere quarantenati. Non ho capito, non si capisce, non ve lo posso spiegare io perché non lo hanno capito a Sky, non l'hanno capito Calcio a Lanza, non l'ha capito nessuno. Di conseguenza, perché? Perché le regole sono opache, volontariamente opache. Di conseguenza aspettiamo e vediamo. Io credo che a prescindere che si vinca si faranno polemiche, se si perde ci saranno polemiche lo stesso, la narrativa passerà come l'anno scorso che il Napoli è disonesto, che il Napoli non rispetta le regole, siete abituati a non rispettare le regole, siete dei pagliacci eccetera eccetera. Per questo io avrei evitato, ma evidentemente ci sono altri pensieri e vediamo, dobbiamo stare solo a vedere e commentare dopo, fare delle previsioni è veramente è altrettanto disonesto. Si sono informati a dovere? Sì, credo pure io. Un rischio, ma non è un rischio incosciente, però è un rischio. Sicuramente è un rischio cosciente. Vedi, qualcuno dice non è che corre l'ASL a prenderli, potrebbe essere, l'ASL avrebbe il diritto, l'ASL 2, a dire io questi qua ti ho detto che devono stare quarantenati, se non stanno quarantenati comunque possono avere incontri civili ma devono avere la mascherina. Qual è la differenza tra l'incontro civile che puoi uscire con la mascherina e un incontro sportivo dove stai lavorando e la mascherina da sport non la puoi indossare? C'è un buco, no? C'è un buco legislativo, c'è un buco di regola, non c'è sta scritto da nessuna parte la regola speciale per i calciatori. Di conseguenza l'ASL potrebbe anche dire che sta succedendo, non potevi fare multa, oppure chiamare l'ASL di Torino che hanno bloccato il Torino per 5 positivi, non hanno fermato a noi per 10 positivi per quelli che avevamo. Quindi c'è incoerenza, è grottesco, è strano. Il risultato quale sarà? Che noi cerchiamo di capire cosa avremmo dovuto fare. Il resto dell'Italia dirà napoletani, pagliacci, sempre qua vengono. Quindi siamo pronti. Noi siamo pronti. Vittorio Penza, vai a ripescare l'ultima mia donazione, il karma. Mamma mia, ne avevi fatta una di prima. Oh amico mio, come faccio? Grazie. Allora, grazie a tutti ragazzi, se avete fatto delle donazioni prima, io le rileggo dopo. Le rileggo sicuramente e vi ringrazio uno per uno. Sto tornando indietro. Chiedo magari ai miei moderatori se si iscrivono su un foglietto, se ci sono delle donazioni che mi perdo e me lo fate sapere. Sto scorrendo, amico mio, ma non lo trovo. Se era via PayPal sicuramente non lo trovo tra le cose scritte, ma lo ritroverò sul mio telefono. Il pagliaccio versatile. Oh, Gesù. Buonasera pagliacci bellini, pagliaccio Valerio, mica per caso ha risultato, lasciate il like per i pagliacci come me. A più tardi. No, quando mai? Non si esulta. Però devo aggiustare, ancora non è perfetto questa cosa qua. Karma e sangue freddo. Il fatto del tavolino, il 3-0 a tavolino, non credo, non c'è scritto almeno nelle cose, anche perché io ricordo, ma mi vorrei far aiutare con qualcuno che ha più memoria di me, che l'anno scorso per certi casi tamponi, e non faccio illazioni, non ce l'ho con la Lazio, ricordo
che alcuni giocatori che erano risultati positivi in Coppa poi non potevano giocare in campionato, eccetera, eccetera, si risolse tutto con una multa. E tutti parlarono, ma scusa, il campionato passato hanno fatto giocare dei positivi, Immobile mi pare che fosse, multina, e niente succede. Quindi se poi cambiano tutto in corsa è diverso. Sono molto indaffarato, non ti preoccupare. No, Vittorio, ma figurati, io sto morendo, non è che sono indaffarato, sono assolutamente pazzo. Qua reclamano un rigore mancato per la Juve, ma dove? Se quello l'ha preso di testa, poi il VAR ha controllato. Oggi hanno dato un gol molto dubbietto al Milan. Ma veramente siamo alla follia? Ma se l'hanno controllato vuol dire che non c'era. Poi lo voglio rivedere, perché anche questa volta, come altre volte, pochissimi replay. Non ho visto replay che chiariscono. Ho visto però la testa di Mertens così, se l'hanno rivisto al VAR e hanno fatto: ci dobbiamo fidare del VAR oppure ci fidiamo solo a convenienza? Le illazioni. Se ti ho detto che non l'avresti ripetuto, no, lo posso dire adesso, che aveva detto una cosa tipo la Juve adesso può provare a pareggiare, una cosa del genere. Questo è il momento in cui la Juve la vuole pareggiare. C'era un calcio di punizione per loro, proprio una tirata di coda proprio tremenda, veramente tremenda. Fatemi capire, l'anno scorso non dovevamo ascoltare l'Asla e partire, ora dovevamo ascoltare l'Asla e non fare giocare, ma che rischiamo sui calci piazzati, dobbiamo stare attenti. Ragazzi, loro hanno tirato molto, Chiesa deviato, McKennie di testa, quello è stato clamoroso. Grazie Vittorio, sempre. Rabiot fuori, Insigne di controbalzo alto, Chiesa tiro debole, Zielinski ribattuto, Insigne alto, Chiesa fuori, Chiesa tantissime occasioni ha avuto. Poi c'è il gol di Mertens, 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 che 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 poi c'è il gol di Mertens. Pensa che è nata un'altra canzone. Segnati a che minuto della live stiamo? 1 ora e 1:01, 1 ora e 01, e poi c'è il gol di Mertens, che poi c'è il gol di Mertens, che poi c'è il gol di Mertens. Aia, e poi c'è il gol di Mertens, che poi c'è il gol di Mertens. Guarda che questa è bella, aia, e poi c'è il gol di Mertens. Questa è bella proprio. Però lo sapete, non posso perdere tempo. Riapriamo un attimo, perché va a finire che mi parte la partita e me la perdo. E poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è azzecca, perché è il top scorer del Napoli e io una canzone a Mertens la dovrei pure dedicare. Non è che posso fare solo le canzoni siete fragili mentalmente, non va bene. Io credo che Mertens si sia meritato una dedica. E poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens. Penso che è forte. Poi non lo so. È un po' febbre cavallo, però la penso più elettronica. Quella è... Questa è un po'... Io la penso un pochino più... com'era quel film con lei con i capelli rossi? Qualcuno me lo scriverà. Capelli rossi, lei che corre in continuazione. Lola corre, mi pare. Lola corre, se non sbaglio. Vittorio, grazie ancora. Grazie ancora Vittorio. E quindi quella colonna sonora di Lola corre. Poi dopo ce lo approfondisco, perché la penso più elettronica questa qua. Un po' techno, sì. Sì. E rigore tutta la vita Ferrara, ma non si poteva. Il Quinto Elemento, anche grande film. Anche un beat cyberpunk, bravo, 4 fasi, hai ragione, la sto pensando così. Mo vediamo che cosa esce, ragazzi, perché poi tante cose, la fase difensiva poi non uscì più, potrebbe anche essere questa cosa rimane per voi come jingle che avete sentito voi nascere, crescere e morire in live e non c'è altro da fare, potrebbe anche risultare semplicemente così. Questi qua stanno parlando, fammi vedere di cosa state parlando. Salvatore Carbone, benvenuto.
Io qua ho riaperto, ma non sento l'audio loro, ma non fa niente, non sarebbe proprio nemmeno un problema. Si stanno tutti esaltando, la partita non è finita. Allora, lo so, Mario, dobbiamo calma. Un po' progressivi anni 90, anche potrebbe essere, Camilla. In loop. Durata 1 ora e 01. Poi può fare una canzone di 23 minuti perché ha segnato al 23esimo. Potrebbe essere anche in 7 ottavi. Non lo so, ci devo ragionare. E io vi voglio bene, a prescindere. Vediamo che cosa succede. Intanto inquadrano Kean. Il bannerino è aggiornato e funzionante. Il Paramount stiamo avendo dei problemi a suonare. To play this video, please try again. If you continue to experience issues, check your internet connection and restart your router. Niente di meno. E come fa? Niente di meno. Devo pure evacuare. Tu devi funzionare e basta. Io pago. Ma fa semplice, 4 quarti. Capisci. E questa è una paura che ho, Luca. Esce Mertens, il Napoli si schiaccia, mi auguro di no, ma ho paura sia così. Ragazzi, però io dico anche una cosa. Non cerchiamo di valutarla bene, non diciamo a prescindere, perché potremmo anche semplicemente schiacciarci perché poi subentra la stanchezza, loro magari fanno dei cambi e noi non abbiamo dei cambi, e se facciamo dei cambi è comunque un rischio, perché che fai adesso? Ti giochi i cambi per tenere giocatori freschi che però sono ragazzini, continui con questi qua, è tosta, io non vorrei essere nei panni di Spalletti Domenichini in questo momento. Dobbiamo sperare che i giocatori abbiano ancora tantissima benzina nelle gambe, che abbiano forze nervose, che magari tutte queste polemiche gli abbiano dato la forza di dimostrare: ma sai che c'è di nuovo, siamo più forti, ce la possiamo giocare. Anche il fatto delle difficoltà, no? Che diventano opportunità. Il Napoli a livello mentale mi è piaciuto in questo primo tempo, mi è sembrato in partita, abbiamo subito dei pericoli sicuramente, ma qualcuno ne abbiamo creato, non siamo stati né arrendevoli né cincischiosi, abbiamo tirato, abbiamo provato da lontano, abbiamo fatto delle buone trame. Io non mi aspettavo niente di così bello, di decente, ecco, di dignitoso. Un buon primo tempo dove la Juve poteva fare qualcosa di in più, dove noi siamo stati bravi, secondo me. Però com'è bella sta pubblicità, voi non la potete vedere, c'è lei che è Medusa e quindi si compra gli occhiali da sole, così può andare in giro con gli occhiali da sole e non pietrifica tutti. Vabbè, iniziata per voi, vi bacio. Ci vediamo tra pochissimo, il bannerino è attivo, io tra un poco comincio, appena questi si decidono di fare maledizione, e poi c'è il gol di Mertens. No, non funziona, devo riavviare tutto. Voi state tuned, non abbiate paura, non abbiate problemi. Ce la siamo guardati in santa pace il primo tempo, adesso perché troppe cose, sto chiedendo un po' troppo. È cominciata già! Back bastard. Parte Rabiot. Aspetta, devo aggiustare il timer. 46esimo. Parte il cross di Morata. Attenzione Chiesa, ribattuto da Gulam. Ribattuto da Gulam. Riparte il Napoli con Gulam. Bravo Gulam. Devo far partire tra 40 secondi il timer. Siamo al 46esimo e 30 secondi in questo momento. Insigne, non deve succedere niente al 47esimo perché devo far partire il timer. Stiamo in grande difficoltà. Io sono in grossa difficoltà. Demme. Insigne.
Con calma, cambia tutto, è pericolo. Di Lorenzo, bravo. Ci siamo quasi. 10 secondi. 9, 8, 7, 5. Ci siamo. Boom. 47esimo, perfetto. Tutto bene, andrò a scatti, non fa niente, vedete che sta entrando il sole addirittura. Non ci siamo, addirittura il sole nella stanza, i rumori. Riparte la Juve, ma viene fermato Morata da Rachmani, che è bravo a fargli ricambacapazzantolare il pallone sulle gambe. Fallo laterale per il Napoli. Questo pizzo a riso mi scomparirà presto, lo so già, però. E poi c'è il gol di Mertens. Rilancio di Bernardeschi verso Rabiot. Rachmani verso Spina, che con una calma olimpionica ribatte di piede. Locatelli però adesso la Juventus prova ad attaccare con Morata, lo scambio con Chiesa, ancora Morata, c'è troppo spazio per lui, il tiro alto, Morata alto, ancora un'occasione. Vedete, quando poi Guido Gentile vi dice la percentuale realizzativa, questo significa che stanno tirando molto e non inquadrano la porta, e pagano. Sarebbe un bel sogno, finisse così, sarebbe una cosa incredibile, ma purtroppo sappiamo che la partita è lunga, sappiamo che potrebbe succedere qualsiasi cosa, e bravo Bobotta. Ospina per Di Lorenzo. Politano, il colpo di tacco, ancora Di Lorenzo che controlla col tacco. Aiuto! Calcio champagne del Napoli, Mertens per Politano. Politano cambia tutto verso Insigne, il pallone è un po' corto, c'è stato un momento di champagne. Non si può parlare più di champagne. Per colpa di Insigne non si può parlare più di champagne. Né di pantofole. La pantofola d'oro. Riparte Rugani. Alexandro. Dai Napoli, dai. De Ligt ha di fronte a sé Mertens. De Ligt riesce a servire Locatelli, che torna dall'olandese, che scambia con Rugani. Ma i like le avete io non lo so. Alexandro per Morata, e Bobotta che non molla, e bravo Di Lorenzo! Bravo! Scivolata, decisa, sul pallone, pulita, e guadagna anche il fallo laterale, bravo! Riparte la Juventus. Da Cesni. Maronna mia, perché prima non tenevo niente da che vedere, no? Che quello che succede tanto così. Adesso più ansia. Non devo avere ansia. Quello che succede lo stesso. Politano se ne va. Ah, il pallone gira un po' troppo e finisce in fallo laterale. Era buona l'idea, era scappato ad Alexandro con un tocco. A te che da Daverino toc, diceva i rumori, senti? Lontani, rumori lontani. Si gira Rabiot, serve De Ligt, lancio di De Ligt per Quadrado, ma esce bene Ospina. I due colombiani si toccano in maniera casta. Lobotka, Kadem e Juan Jesus, bravi. Gulam, Juan Jesus, Gulam. Insigne con calma riesce a trovare Rachmani.
Avanza Amir, ancora Demme, all'indietro per Juan Jesus. Sale un pochino il pressing della Juventus, il Napoli cerca con scambi bassi di uscire, scambi stretti, Insigne adesso il controllo non è perfetto e la Juve recupera il pallone, ma Lobotka ha un break, il break di Lobotka. È solo, deve fermarsi. Insigne. Ora non ha fretta il Napoli ed è giusto, anche se uno dovrebbe, mo che c'hai l'energia, dovresti affondare, però senza stancarsi. La coperta troppo corta. Zielinski riesce a trovare un po' di spazio tra le linee, il passaggio rasoterra a cercare Demme, ancora Zielinski per Politano, punta Alexandro Politano, ancora lì, ora è Di Lorenzo che cerca di alimentare l'azione d'attacco, Lobotka per Gulam, Insigne alza la testa, trova ancora Lobotka, c'è un po' di spazio per Gulam che può caricare il sinistro, il cross per Mertens, il controllo stava diventando un assist per Politano, è bravo Rabiot a controllare e a far ripartire ora la Juve con questo lancio per Bernardeschi. C'è fallo su Demme, ovviamente non c'è fallo, vabbè, riparte la Juventus, mi sembrava fallo, ma forse sono io sbagliato. Attenzione a McKennie, l'accelerazione controllato da Juan Jesus in aria, il cross di McKennie, è bravo Rachmani, ma arriva Chiesa, il tiro ribattuto, il tiro deviato di Chiesa e c'è il gol della Juventus. Beh, ragazzi, ma che volete fare? Che ci volete fare? Troppo spazio qui e ovviamente ci fanno rivedere questa manata su Demme che era fallo, poi non lo so. Ovviamente molto spazio per McKennie, su questo intervento c'è una deviazione credo di Lobotka ed è 1-1. Tutti i sogni di gloria da pochi minuti sono già spariti. Questo eravamo, questo abbiamo fatto, poi vorrei rivedere quell'azione là, abbiamo rivista mezza, la stanno rivedendo anche al VAR, ok, hai visto? Tutto a posto, l'hanno rivista così, quindi vuol dire che non c'era niente. Ci fidiamo. Tutto da rifare. Di Lorenzo, ora attaccato da Locatelli, non c'è fallo. Ancora pallone in possesso di palla di Locatelli, McKennie, scambio stretto, ancora Locatelli che allarga verso Quadrado, non ci arriva Ospina, pallone che rimbalza, ancora Di Lorenzo. Non ci disuniamo ragazzi, non ti disunire, Schisa, colpo di testa di Juan Jesus ancora e poi libera Mertens con Zielinski. Prova a ripartire il Napoli ora con Insigne. Demme, Zielinski, il tocco verso Mertens è troppo corto. Qua dobbiamo non ti devi disunire qua. Bravo Di Lorenzo ad intercettare. Non ti disunire, Schisa, non ti disunire. Ce l'hai un dolore? Certo che ce l'abbiamo un dolore. Non ti disunire, Schisa. Calma, non è successo niente. Non era successo niente prima con il gol di Mertens, non era successo niente prima, non è successo niente adesso. È questa partita amichevole che dobbiamo girare per forza. Attenzione, il tiro di Politano, la palla viene deviata da Alexandro e resta lì. E poi viene chiamato fallo a Mertens, che gli tira la maglietta, ci sta. Il lancio di Bernardeschi verso Chiesa, fa buona guardia a Juan Jesus, che allontana il pallone verso Gulam. Gulam sta giocando quasi da fermo e sta comunque giocando benino. Si vede, io vedo l'imbarazzo, sta corricchia ma non corre, Insigne davanti a sé McKennie, riesce a smistare verso Di Lorenzo. Zielinski, ancora Insigne che si accentra molto.
Politano, ora punta Alexandro, ancora si rinnova il duello tra i due, Lobotka sposta il pallone, avanza quasi al limite dell'area di rigore, ritorna da Rachmani, Di Lorenzo, ancora Rachmani di prima verso Demme, il Napoli ora prova a tenere un po' palla e a mettere un po' di pressione alla Juventus. Zielinski, controllo difficoltoso, riesce a tenere il controllo di palla, ancora Zielinski, stavolta attaccato da... l'arbitro vedi che schifo, gli dice a Chiesa alzati, alzati, e manco lo ammonisci per simulazione, e manco lo ammonite! Le simulazioni vanno ammonite, così si levano il dubbio, si levano il pensiero e si levano il vizio. E non lo volete capire. Di Lorenzo, Lobotka, ancora Politano, stiamo nello stretto, si chiudono le maglie bianconere, il Napoli non trova varchi, ma stiamo cercando di reagire al pareggio, l'arbitro si marca pure a Demme. Cioè chi lo ci ha fatto che la maronna è cazziata e manco lo ammonisce. Ma già la cazziata già è tanto, già apprezzo. Insigne e basta, Insigne e basta, Insigne e basta con questi tiri in curva. Ti sto apprezzando come stai giocando. Basta con questi tiri in curva. Non la vedi la porta? Queste sono cose che io poi dico così lui poi la vede, perché mi devono smentire. Io le dico apposta. Non la vedi la porta? Tiri sempre altissimo, non la inquadri la porta. Basta con questi tiri in curva. Basta. Insigne, tiro altissimo. Non è un tiro a giro, è un tiro altissimo. Si lancia Gulam nello spazio, il cross viene deviato in calcio d'angolo e Mertens alza il compagno. Gulam stringi i denti, ce la stai mettendo tutta. Inquadrato Clint Eastwood in bianco. Il Napoli muoverà la palla con Mertens e Insigne come al solito. Vediamo che schema si riproporrà. Insigne, il cross verso Politano che ha un po' di spazio, ma il pallone sul destro ribatte De Ligt. Mertens al limite dell'area di fronte a sé quadrato, cerca un po' di spazio, riesce a tirare sul primo palo, parata di Szczesny. Mertens l'ha inquadrata la porta. Il cross di Quadrado, il colpo di testa di Di Lorenzo, aiuto, c'è uno spazio incredibile, mamma mia, parata di Ospina sulla volée di Chiesa, si era creata la solita situazione, ancora un tiro di McKennie, volée di Chiesa, parata, si era creata la solita situazione con Di Lorenzo molto stretto, che dava una mano, quindi si marcavano in due Morata e poi c'era la libertà assoluta degli altri. Su questo successivo tiro McKennie fuori. Tante occasioni. Secondo me questa è una partita che se non sei... proprio col braccio Bernardeschi, braccio e fallo! Il gol della Juventus puzza come al solito! Con il braccio si porta avanti il pallone con il braccio e fa fallo su Demme. Benissimo. Ospina a terra come al solito e questo replay i dubbi li aumenta invece di dissiparli. I dubbi li aumenta invece di dissiparli.
Non c'è una volta, una partita. Non c'è una partita in cui però siamo sicuri, il dubbio, sempre sporca. Sempre sporca. Mamma mia, è incredibile. Si scaldano tutti i ragazzini. Riparte la Juve con McKennie. Ma quando io l'annullavano sto gol a questi? Quando io lo annullavo? Dovevi tornare indietro nel tempo, dovevi fermare l'azione per il fallo indietro nel tempo, diversi secondi prima. Insigne lascia sul posto Chiesa, ancora un dribbling su Quadrado e poi cade a terra, non credo ci fosse fallo, fatemelo rivedere. Non l'ho visto questo. Gulam. Speriamo di rivederlo perché abbiamo visto un doppio dribbling di Insigne, che è cosa rara, ce lo devi far vedere. E poi al limite dell'area cade su intervento di Quadrado, ma poi non ho capito se ha preso il pallone, se non ha preso niente, se è caduto da solo. Veramente non lo devo rivedere, non posso parlare di cose a caso. Zielinski, il controllo col tacco, cambia tutto verso Mertens, cerca il passaggio, attenzione ancora Mertens di sinistro, la parata di Szczesny. Questo era buono. Mertens aveva cercato lo scambio con Insigne, c'è stato un ribatti e ribatti, il famoso ribatti e ribatti, e Mertens si è trovato di fronte al pallone. Bravo Gulam. E com'è importante essere alti come Gulam. Riparte Insigne, inseguito da McKennie, guardato a vista da Quadrato. Ancora Insigne, cerca il movimento di Mertens, fa buona guardia a Rugani. Maronna. Fallo di Demme su Chiesa, fatemi rivedere quel fatto di Insigne. Questo l'abbiamo capito, fatemi rivedere il fatto su Insigne. No, questo è il tiro di Mertens sulla parata di Szczesny, fatemi rivedere il fatto di Insigne. Eccolo qua. Supera Chiesa, supera Quadrado. Praticamente c'è l'intervento di Quadrado, però Insigne continua e poi si lascia cadere dopo, di conseguenza non può mai risultare fallo agli occhi di chi guarda. O cadi subito o continui. Entrano Dybala e Betancourt perché loro possono al 65esimo, forze fresche al posto di Bernardeschi e credo Rabiot. E ora è Dybala. Vediamo come si dispone la Juventus. Lobotka si gira su se stesso, viene ora fermato. Mamma mia. Tiro di Dybala da distanza molto molto importante. Comunque impegna Ospina. Lontano. Colpo di tacco di Demme per Lobotka, riparte il Napoli con Gulam. Zielinski, il controllo, attaccato regolarmente, ma non perde il pallone Zielinski, lo recupera bene. Ora è Di Lorenzo,
Indicazioni di Mertens per i compagni. Gulam per Lobotka. Insigne. Cerca e trova Demme che lancia verso Gulam. Ha il problema di girarsi, ma con un colpo di tacco ritrova Demme. C'è fallo su di lui. Fallo di Locatelli. Colpo di tacco delizioso di Gulam. Appoggia la mano sulla spalla Locatelli. Rivediamo questo intervento, anche questo pulito di Dybala su Lobotka, ed è bravo e attento Ospina. Calcio di punizione per il Napoli. Il colpo di testa di Morata da allontanare. Politano trova un filtrante per Lobotka, il cross al centro, è bravo Rugani. Dybala magia fatto in un fazzoletto. E riparte la Juventus con calma. Ah, che peccato. Alexandro, la Juve prova a ripartire. Scambiano Rugani e De Ligt. Ora trovano tra le linee Chiesa, si muove la linea di centrocampo della Juventus con Betancourt. C'è un po' troppo riverbero in questa stanza. Attenzione, intervento di Lobotka. Break di Lobotka per Mertens che trova Insigne. Insigne Demme. Il Napoli con calma riesce a uscire da una situazione complicata. Molto bravo Lobotka. Senso della posizione. Concentrato. Ora è Politano. Ancora Demme che si fa vedere molto. Il doppio play del Napoli. Buono lo scambio tra Zielinski e Politano. Politano va fino in fondo, il cross non ci arriva Mertens di testa purtroppo, e quasi ovviamente mi viene da dire bravissimo Di Lorenzo a recuperare questo pallone in corsa e il Napoli resta in possesso palla. Ancora Insigne per Lobotka, scambia con Zielinski. Politano. Di Lorenzo cerca di andare in fondo, il cross basso viene ribattuto da Rugani, pallone ancora del Napoli con Politano che cerca di puntare l'avversario, viene ribattuto da Dybala. Buono l'approccio di Dybala che parte, palla al piede, ne supera un paio. I pochi vai a dire trasudo l'uomo fresco, è normale che va al doppio dei nostri. E Chiesa tira una cosa strana, una specie di pancake verso la curva. Rachmani, Di Lorenzo, Zielinski, Politano al volo verso Mertens, ma il pallone è alto. Politano, calo stu pallone che Mertens è Tandil. Dai, bravo Demme, pallone recuperato su McKennie. Zielinski, delizioso il controllo, il cambio di gioco verso Insigne. Insigne contro Quadrado, ancora arriva Lobotka. Si fa vedere Insigne. Il cross dall'altra parte verso Politano che ha molto spazio, mette palla a terra, arriva Zielinski, il controllo, la lascia a Demme, non riesce a tirare il polacco. Questa era proprio un'occasione ottima. Non c'era lo spazio per tirare, il Napoli resta in possesso palla con Mertens.
cerca il movimento e lo trova di Politano. Ancora Politano, il cross fintato entra in aria, attenzione Mertens, ha un po' di spazio, non riesce a superare Rugani con una magia, ma è bravo Rachmani a mantenere il possesso palla Napoli. Lobotka verso Di Lorenzo. Il Napoli continua a provarci, a cercare di scardinare la Juventus che è tutta chiusa all'indietro. Insigne cerca un difficile controllo e perde palla. Fallo di Juan Jesus, ma si prosegue per il vantaggio. Chiesa punterà due avversari, poi lo ferma. L'ha fermato Juan Jesus, il vantaggio ovviamente è passata una vita e quindi non funziona più. Insigne. Il primo intervento di Juan Jesus era fallo, il secondo era pulito. Se volevi tornare indietro si doveva concretizzare un vantaggio che non si è concretizzato. Insigne per Demme. Ripartono i ragazzi in maglia rossa. Questo è, giustamente, tu vai là, che fai? Giochi con la maglia azzurra? Non puoi. Politano, punta ancora Alexandro, riesce a sterzare, ma è bravo Chiesa. Prova a uscire ed esce bene la Juve dal primo pressing del Napoli. Ora dobbiamo stare attenti perché bucato il primo pressing si crea la voragine. Insigne quasi riusciva a recuperare questo pallone, ma Dybala e Quadrado scambiano bene. Ora il Napoli deve ricompattarsi. Non ti disunire, Schisa, non ti disunire. McKennie, cambio di gioco, Quadrado troppo libero, lo accompagna Insigne. Locatelli cerca un passaggio impossibile per Dybala che la voleva sui piedi. E ora entra il momento di Kean e di De Sciglio. Esce Alexandro per De Sciglio, quindi anche sulle fasce diventano più freschi. Esce Morata, entra Kean. Pagliacci, avevate paura. Pagliacci, avevate paura. Di Lorenzo cerca il lancio che finisce sulla schiena di McKennie, sulla parte bassa della schiena di McKennie, sul fondo schiena di McKennie. C'è qualcuno che grida 4-4-2 e non so chi si riferisce, perché insomma, se è il Napoli ovviamente 4-4-2 in fase difensiva. La Juventus con il 4-4-2 avendo Ken e Dybala, mentre arriva il momento di Elmas. Sì, l'ho appena detto io e il telecronista dietro, arriva il momento di Elmas. Sei in ritardo. A posto di Politano secondo me è un cambio che ci sta tra Politano e Insigne, insomma partita omologa, partita simile, secondo me è onesto dire partita simile. Poi ci sono anche delle gerarchie ovviamente. Quindi Elmas si mette lì al posto di Politano sulla destra in questo 4-4-2 mascherato che è sempre il 4-2-3-1 in fase difensiva.
con Zielinski che affianca Mertens nel primo pressing. Lancio per Ken, controllato a vista da Juan Jesus. Il cross ora di Quadrado, attenzione, non ci arriva McKennie, ma il cross resta ancora nella zona Juventus. Igamaz, Locatelli recupera questo pallone, non ci arriva Elmas. Igamaz, Quadrado di fronte a Insigne che gli sbarra la porta, subisce fallo e l'arbitro non lo chiama. Sto davanti, dice Insigne, e non gliel'ha chiamato il fallo, gli ha dato fallo laterale alla Juventus. Sozza, giovane arbitro, molto promettente, cose che dicono tutti, no? Un predestinato quest'arbitro. Quante partite ha fatte in Serie A? E ce lo mandate a noi ad arbitrare la partita più delicata dell'anno. Sozza, un predestinato, ma sta arbitrando bene, è il concetto che non va bene. Il colpo di testa di Gulam verso Ospina, qualche rischio ma efficace. Zielinski ora per Di Lorenzo, cerca e trova Demme, Rachmani, Lobotka, ed è bravo il Napoli ad uscire con questi passaggi rasoterra. Insigne di fronte a sé Quadrado, torna da Juan Jesus, ancora Insigne che cambia di prima verso Di Lorenzo che viene attaccato da McKennie, ma Di Lorenzo si libera bene del pallone, c'è Demme. Zielinski tra le linee, ancora Demme, cadendo riesce a servire Elmas. Napoli ancora in possesso palla. Mamma mia. Quando siamo al 79esimo, lo vedete qua, non c'è dubbio, no? Lobotka, la palla è ancora in campo, no? Fallo laterale per la Juventus. Rugani. No, non è noiosa, eh. Il ritmo è quello che è in questo momento dopo le sfuriate iniziali. Sono io stanco come se la stessi giocando. Proprio stanchezza psicologica. Lancio di Delict, buono il colpo di testa di Gulam, ragazzi, mamma mia, Gulam non ha ancora il passo sicuramente. Lobotka ha fatto una cosa bellissima, che meraviglia Lobotka, bravo Demme, allarga su Di Lorenzo, bravi, ma vi stavo parlando di Gulam. Anche senza correre, se lanciano un pallone alto, Gulam 2 passi e la prende di testa, basta che fa 2 passi e la prende. Sembra che sta meno in ansia il Napoli da quella parte con Gulam e Usapim, e ma poi entra anche Kulusevski al posto di Chiesa. State mettendo i like? Non credo che voi che state qua guardandovela con me, fallo su Di Lorenzo. Voi che ve la state guardando qui con me siete veramente i miei eroi, perché vuol dire che vi interesso sicuramente, quindi l'avete già messo voi like.
Quelli che verranno dopo, attenzione, perché sicuramente a fine partita, tra questa decina di minuti più recupero, verranno in tanti lurcatori viandanti, dipendenti dell'ASL, vengono tutti quanti qua. Il cellulare deve stare sempre qua. Calcio di punizione, Gulam alla battuta, il pallone sfiorato da Mertens che lo tocca, attenzione, ancora un'occasione, bravo De Ligt a portare avanti il pallone ora controllato, c'è il contropiede della Juventus, Dybala, il cross, il colpo di tacco di Demme e l'intervento di Insigne. Colpo di tacco di Demme e intervento di Insigne, che ora commette anche fallo su Quadrato e ride Insigne perché dice: ah, ma stai facendo una sceneggiata. Rivediamo. Vabbè, intervento proprio la faccia di Quadrato, ma è ancora a terra anche uno dei nostri. Dolorante, andiamo a rivedere. Vediamo Di Lorenzo, pallone su De Ligt e poi si tocca la caviglia, rivediamo. Ah sì, è rigore. Hai sentito quello che ha detto? Forse prende la gamba, prende proprio la gamba. Sozza era molto vicino, ma prende proprio la gamba. Attenzione, divertiamoci. Rivediamola questa cosa qua. No, non la possiamo rivedere. Sta dicendo il telecronista: se non ci sarà nessuna segnalazione si ripartirà, eccetera eccetera. No, niente, Sozza sta dicendo proprio: non ti preoccupare, non c'è proprio niente, non ci sta niente da vedere. Beh, un altro replay io me lo godrei, rivediamo. Proprio rigore netto, giù, non sbaglio. Va giù, è un rigore. Sta ancora a terra questo con lo spray, è rigore, no? No, chiedo a voi. Può essere che io sono troppo tifoso e vedo cose. Voi nell'anima che cosa vedete? Vedete che Quadrato si sta apprestando a battere un calcio di punizione. Questo vedete. Ma avevate dubbi? Di Lorenzo è ancora a terra dolorante? Insigne fair play a tutti gli effetti, anche con i guardalinei. Di Lorenzo con faccia perplessa. Verso l'arbitro. Come funziona? Adesso che arriva il gol della Juventus allo scadere, voi che cosa ne pensate? Che sono io una seccia oppure è così che deve andare? Calcio di punizione di Quadrato. Vediamo. Eccolo il colpo di testa di Gulam, il tiro di controbalzo di Locatelli. Finisce molto alto sulla traversa. C'è ancora tempo per un finale al cardiopalmo. Per un finale, in America lo chiamano drama. Drammatico, no? Late game drama. Finta di Zielinski, il passaggio di Mertens intercettato, ora il passaggio di McKennie intercettato, dell'Lobotka che alza la testa, si gira su se stesso e lancia Gulam. Non ci arriva Gulam. Lascia no, questo non è mai fallo, signor arbitro. Sta Quadrato sempre a terra, questo non è mai fallo. Basta! Basta così!
Riparte la Juventus con Rugani. Szczęsny, ora c'è un pressing di Mertens su De Ligt che si libera con un lancione del pallone. Thuram testa su Quadrado, fallo laterale. Locatelli, sembrano essere finite le energie del Napoli, che ha fatto il possibile. Bravo Rachmani. Anticipo su Ken, fallo laterale per la Juventus quando siamo a 15 secondi dall'88esimo di questa partita particolare, e c'è il cambio. Entra Petagna al posto di Mertens. Dobbiamo pure ricordarci che teniamo una partita tra 3 giorni, Ricordiamoci anche questo. Domenichini, la mano a Mertens, tutto a posto. Mamma mia, quello che sta dicendo il telecronista, lasciamo perdere. Kulusevski non ci arriva, sarà fallo di fondo. Ospina. Scusate, stavo sentendo a questo. Il solito coro simpatico sul rinvio del portiere. Campioni di simpatia allo stadio. Non li imitiamo, non è bello. Lobotka, ancora straordinario su McKennie e guadagna un fallo laterale. Grande partita di Lobotka stasera. Grande partita di Lobotka. Si fa vedere ora. Demme, rilancio immediato. Alla ricerca del pallone va Elmas. Retropassaggio su Szczęsny, anche Petagna in primo pressing. Colpo di testa di Thuram. Non ci arriva Zielinski per un attimo, peccato. Siamo in questo momento al 90esimo e ci sono 5 minuti di recupero. Non ci arriva Elmas su questa apertura di Petagna. Attenzione ora, Ken sfida Rachmani, lo controlla Rachmani, ancora Ken in possesso di palla, lo ferma Rachmani, ma in calcio d'angolo. Perché poi c'è la telecronaca in italiano questa volta? Non posso cambiare perché rischio veramente. Zanoli, entra anche Zanoli. Non si fanno i cambi sul calcio d'angolo. Stai di fianco a Petagna. Esce Lobotka, entra Zanoli. Stai di fianco a Petagna, gli hanno detto. Forse su questo calcio d'angolo stai di fianco a Petagna. Attenzione, il colpo di testa di De Ligt, facile parata di Ospina. Colpo di testa debole, senza pretese. Il pubblico rumoreggia perché c'è a terra un giocatore del Napoli, rivediamo. Thuram si tocca la schiena, vediamo che è successo. Dybala ovviamente sta perdendo tempo, l'avrei fatto anche io, ma perché? Perché su questa spinta prende una ginocchiata
sull'osso sacro, lo dice anche il telecronista, ginocchiata di De Ligt su Ghulam, non c'è nessuna finta, la ginocchiata l'ha presa. Penso che l'arbitro aggiungerà almeno altri 5-6 minuti di recupero solo per questa cosa qua. Ospina fa rimbalzare il pallone, chiede ai suoi di alzarsi, inquadrato Petagna, il rilancio di Ospina rimbalza a terra e raggiunge Zielinski incredibilmente, c'è fallo su Petagna di Rugani. Dobbiamo sfruttare questo calcio di punizione perché possiamo mandare qualcuno in aria e lanciarla. Insigne sul pallone. Si può pennellare un cross. Gomito alto di Rugani. Si può pennellare un cross. Sulla palla Ghulam. Con il suo mancino c'è anche Insigne col destro. Le indicazioni di Szczesny. Parte Ghulam, è uno schema verso Rrahmani, ma viene anticipato da Ken. Ora è Demme in primo pressing su Quadrado. Fa bene Demme a rimanere lì perché gli toglie il tempo della giocata. E ora il Napoli cerca di rimanere alto con Zielinski, ma ci abbassiamo adesso perché Petagna 3 ore per arrivare su Quadrado, ovviamente. Interviene Zielinski, quasi ci arriva, ma no. Avanza ancora Quadrado, troppo spazio per lui, il cross, il colpo di testa di Rrahmani che poi finisce sul colpo di testa di Ken. C'è stato un doppio intervento e il pallone finisce alto. Quando mancano 30 secondi allo scadere del 95esimo, poi si aggiungerà probabilmente dell'altro recupero perché Dybala l'ha chiesto. Voi probabilmente, a voi che state guardando, già è finita. Il rilancio di Ospina è in fallo laterale direttamente. Io questo non ho mai visto un rilancio del genere. Non ho mai visto un rilancio del genere. Ken cerca spazio, McKennie. Attenzione, pallone per Dybala che cerca un po' di spazio. Subito gliela dà. Sì. Vabbè, c'è il fallo di Jesus su Dybala e il drammone sta per succedere. Voi già lo sapete. Il drammone. Allora. Ma giù. Quello già stava cadendo. No, vabbè, no. Che significa si va a oltranza, telecronista? Che significa si va a oltranza? Superati i minuti di recupero, siamo oltre, adesso siamo al 96esimo, no? Un minuto in più di recupero. Non è stato un minuto a terra Ghulam, ma va bene. Telecronista ha detto proprio si va a oltranza. Calcio di punizione di Dybala. Il telecronista ne ha detto un'altra delle sue. Quadrado si allontana, Dybala, il tiro deviato dalla traversa. Protestano, ma è chiaro, è finita. Ma quante ne vuoi giocare? Protestano, accerchiano l'arbitro, violenza, le proteste assolute. Devi espellere tutti, Guarda, Chiesa che protesta, Chiesa tu devi stare in panchina. È finita la settimana scorsa questa partita. Guarda come li accerchiano. Non ci stanno, non ce la fanno.
Chiesa, Morata, tutti quelli che sono usciti e che continuano ad accerchiare. No, non la stacco la partita. Arriviamo ad cartellino giallo per Dybala. Continuiamo. No, ma continuiamo. Ma Chiesa, che cosa vogliamo fare? Vogliamo ritornare in campo? No, ragazzi, mi dispiace, non stacco, devo vedere questa cosa. Continuiamo? Cartellino giallo, continuiamo. Continuiamo ad accerchiare, continuiamo a chiedere. Vabbè, è finita. E addirittura Mertens a tranquillizzare Chiesa. È Mertens a tranquillizzare Chiesa. Stacco tutto e vengo a leggere i vostri commenti, perché voi meritate adesso il timer. Devo fermare il timer. Prima di tutto devo fermare il timer. Prima di tutto ti iscrivi al canale. Devo aggiornare anche ma possiamo togliere il banner. Possiamo anche togliere il banner. E leggiamo un pochino di messaggi. È bellissima questa cosa, è bellissima, grande risultato, grande partita, bravi, ma c'è pure scontato jingle e Mertens, ma c'è tutto registrato, c'è tutto registrato. Allora, Maronna mia, un pari che vale 3 punti, a famore. Bravo Michele. Vittorio Pensa. Ladri senza vergogna. No, è proprio non ce la fanno, non lo possono sopportare, non lo riescono a sopportare. Hanno affrontato il Napoli più decimato della storia del Napoli e non sono riusciti a fare. Noi potevamo pure vincere, non mi far parlare. Non mi far parlare. Bravissimi ragazzi. Simulazione di Dybala, orgoglio Napoli. Parliamo di calcio. Non vi scordate il like per Chiesa famoso. Guarda, questa partita, anche se da pareggio, potrebbe, con una serie di personaggi che poi si aggiungono piano piano, arrivare a un bel numero di like. Ma non essendoci la reaction è un po' più complicato. Io lo chiedo, poi vediamo. I pagliacci. Punto guadagnato senza dubbio. Schiaffo in faccia col gol irregolare loro e rigore non dato. Io poi aspetto altre notizie, altri pareri. A me mi sembra netto e mi è sembrato netto anche il mani di Bernardeschi che poi scaturisce il gol loro. Io non lo so, faccio parlare voi, perché io la devo rivedere, adesso sto a caldo. Io per questo quando preferisco fare la reaction, vedo tutto, mi segno tutto, posto la reaction, dopodiché con calma vengo live, ho ragionato, ho sbollito, adesso non riesco a farlo così. Adesso voi mi dite voi. Gulam. Adesso voi mi dite voi. Adesso voi, quello, come diceva Ugo D'Alessio, quello voi dovete rimanere qua. Alessandro Fiore, benvenutissimo a tutti i nuovi abbonati, benvenuti. Abbiate quel minimo di pazienza a tutti i nuovi abbonati che io poi recupero i vostri nomi. Voi mi scrivete un messaggino su questo qua, su Valerio Fluido su Telegram e mi dici guarda io sono questo qua, mi sono appena abbonato, che devo fare? E io vi aggiungo al gruppo dedicato agli abbonati che sta di fuoco, è un gruppo di fuoco in questo periodo, proprio attivissimo. Alcuni ho consigliato mettete il muto almeno quando dormite, perché sennò non si dorme più. I pagliaccissimi, esatto Davide. Voglio sapere di che materiale è fatto Di Lorenzo. Stefano si chiede giustamente, perché finora non ha giocato mai Gulam e oggi fa. Allora, perché finora non ha mai giocato Gulam e fa oggi 96 minuti. Allora, grandissimo Gulam che veramente ha fatto il possibile e l'impossibile. Nel primo tempo un paio di volte è stato superato secco, ragazzi, ma possiamo mai prendercela con Gulam che non ha
proprio il ritmo partita, non può avere lo scambio nel breve. Però io anche da fermo Gulam ha fatto una partita di fisicità, il colpo di testa quando lo doveva fare, il piede educato, la personalità, la tranquillità, la calma. È stato importantissimo. Poi Di Lorenzo, abbiamo finito le parole per Di Lorenzo. Quindi ancora benvenuto Alessandro. Un bacio forte ad Angela, un bacissimo forte ad Angela. A Loi dico, che ne pensi della situazione? Secondo me il campionato va sospeso. Il campionato andava fermato ieri. Loi andava fermato ieri. Non è che mo' pareggiate va tutto a posto. Il campionato andava fermato tutte le partite, perché adesso si crea questo scompenso, le partite da recuperare, le partite vinte a tavolino, i ricorsi, le cose. Bisognava fermarsi per un paio di giornate. Saltavi questo weekend e si rilassavano tutte le cose, e anche si chiarivano anche certe situazioni torbide, losche, e si rilassava invece tutte le polemiche, perché adesso le polemiche saranno incredibili. Io lo so che i tifosi della Juve adesso verranno e diranno: Rachmani, Zielinski non dovevano giocare, Lobotka ha fatto una partita incredibile, lo so, e avete anche ragione. Io, Valerio Fruito, da New York, tifoso del Napoli, vi dico, avete anche ragione a pensare: ma loro non dovevano giocare, com'è che avete fatto giocare? Vi capisco, noi non avremmo dovuto farle giocare, perché adesso si creerà la narrativa lo stesso. L'anno scorso avevamo ragione e alla fine la narrativa è passata, i pagliacci disonesti che avevate paura, è passata quella narrativa nonostante abbiamo avuto ragione. Questa qua si porterà presso delle polemiche. Vinci e sei disonesto, perdi e sei disonesto e perdi e pure fesso, perché hai perso lo stesso. Il pareggio magari stempera un pochino, ma per loro è grave, perché li teniamo a distanza ancora, e per noi è importantissimo questo pareggio per gli scontri diretti. Perché li abbiamo battuti in casa e abbiamo fatto 1-1. Molto importante questo pareggio. Non so se sarà decisivo alla fine, perché il campionato è lungo, ma è molto importante. Quindi loro non ci staranno e probabilmente le polemiche fioccheranno. Levitan, ma che è successo? Grazie, amico mio, grazie. E poi se ti trovi nella chat, se riesco a beccarti una parola sull'arbitro che a me non è sembrato male, solo però sul finale mi sa che poi hai perso la bussola, non aiutato bene magari dal VAR, alcune cose non le ha viste, non mi era dispiaciuto nel primo tempo, però così la chiudo, però, e tu mi puoi dare un parere da ex arbitro. L'amico nero-blu, grande cuore di questo Napoli nonostante l'emergenza, prendersi De Puti sarebbe stato il top della goduria, ma va bene anche così, No, amico mio, non me la sento di dire giocatore recuperato. Non lo so, non me la sento. Anzi, te lo dico subito. Contro la Samp, Zanoli titolare, proprio per non... capitemi bene, proprio per non fare la doppia cosa che magari troppo sforzo, però non sono un medico, devono deciderlo loro, i dottori e le cose. Ho paura, è un fatto di paura mia, di prudenza, metterei Zanoli titolare, però non lo so, potrebbe anche essere recuperato. Ha giocato da fermo per me, però ok. Allora, avevo visto anche altri commenti, vedi, Vittorio Pensa per esempio: il Napoli nel secondo tempo ha meritato di vincere, il rigore per noi era netto, eppure a me mi è sembrato, poi non lo so. Non abbiamo vinto per la differenza nei cambi, senza dubbio, Vittorio, senza dubbio. Loro hanno avuto a disposizione quelli che hanno avuto e li hanno messi subito dentro, noi abbiamo dovuto resistere. Si esulta, Iuntori. Che devo leggere, amico mio, che devo leggere? Sui social si stanno lamentando che la punizione era più avanti. E beh, questo ci divertiamo. Questo un po' di pistacchi se la può pigliare. Un po' di pistacchi se lo può pigliare. Allora, ringrazio anche Diego Pugliese. Non ci siamo disuniti! Bravo Diego, grazie mille, che bello, che meraviglia. Uomo partita Tuanzepe ha postato una bella foto del golf, beh sì,
Subito simulato sti scassa cazzananza Bruwerd. Arriviamo a 500 like. Quanti ne siamo? Giulia, io ti mando un bacetto e basta, casto. Stessa idea, Levita, penso sì, l'ho vista bene, nonostante fosse in live, penso di averla vista bene. Allora, avevo letto, eccolo qua, Brued che ringrazio, tu non hai torto. Ragazzi, volano tutti i messaggi. Buon anno a te, Angelo. Rigore solare, rigore nettissimo su Di Lorenzo. Un abbraccio ai Juventini che come sono preso una pena pesante fine scorno, mai. E non dimentichiamoci, dice Rossana, che mancava anche la guida di Spalletti. Vincenzo, partita straordinaria, Lobotka, straordinaria. E poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens. Eh sì, secondo me merita la canzone anche perché per quanto rappresenta questa partita. Io spero che non ce la rovinino con una narrativa poi dopo in questi giorni. Tweet di ADL ringrazia la squadra. Tutti like, forza, tutti like improvvisi, perché io devo riprendermi un attimo e allora via. Stai fermo, ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni, di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà lei o Miami? Non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, ma il portiere non so duro. L'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci e perbacco e pervinci, ci pensi e rifletti e in effetti non è il gol che tu aspetti a mischiare le carte. È il percorso del fluido e suonare ne è solo una parte. Come a Messico 86, tu vali tutti come fece lui, e poi come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi, come a Monaco tu ballerai, e come la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il vento delle scelte di una vita che racconti come fatti. È un'arte, una vita in disparte, che sei rock e sei forte, sei sempre in vacanza, il tuo ufficio è una stanza ma ci vai tutti i giorni, poi arriva il weekend così parti e ritorni, come un gioco di gambe che ti fermi e riparti, una finta di corpo, manovra avvolgente, ma la vita non mente, lo fa la gente, disillusi o falliti, incazzati, pentiti, eruditi, tutti esperti e scienziati, sanno cosa dire, sanno cosa fare, questo non mi piace, questo non lo voglio commentare, e tu falli parlare, conosci il segreto, corri a farti notare, e se poi all'improvviso ti devi fermare, come arriva puntuale l'infortunio muscolare, pensi a quello che sei, a cos'altro sai fare, dalla tua mattonella non ti fanno tirare, naturale sei destro, that's right, and music just left, ma you still come a Messico 86, mi buttano tutti come fece lui, e proprio come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, e proprio come Monaco tu coglierai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il vento delle scelte di una vita che racconti coi fatti, come a Messico 86, tu vali tutti come fece lui, e proprio come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sospendi, ma la Monaco tu ballerai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il vento delle scelte di una vita che racconti coi fatti, prova un tiro mancino e sorprendili tutti, lavori, ti impegni, raccogli i tuoi frutti, ricorda gli amici bellini che ci hanno creduto, quelli attenti e importanti non hanno taciuto, e ricorda il percorso, il sudore e le miglia, tutto passa e finisce, resta solo la maglia, resta pronto a cambiare, a studiare, a imparare, chi ti soffia la palla non è detto che poi andrà a segnare, allora tenta il recupero e spendilo un fallo, ci sarà un cartellino e speriamo sia giallo, e ora faccio una domanda come un giornalista vero,
Quanto è bello sto mondo, né bianco né nero, ma è cambiato e tu vivilo al di là del risultato. E tu non ti arrendi, sospendi, riprendi, sorprenditi. Amici miei, allora, con calma. L'ASL di Torino muta. Allora, mamma mia che giornata, mamma mia. Io sto stanco come se l'avessi giocata, voi non avete idea. C'è il fare la telecronaca che mi stanca, c'è la pressione psicologica perché sono tifoso, ma sto pure qua con voi e quindi cercate di capire che mi sento una responsabilità, non devo dire cose sbagliate. Non devo essere disonesto nell'analisi, non devo essere disonesto nell'analisi arbitrale. Quindi quando vedo una cosa che mi sembra rigore, io vorrei gridare, fare parolacce, non lo posso fare, perché sto facendo questa cosa di YouTube in un modo specifico e ci tengo moltissimo. Ed è una cosa che un po' di bicarbonato, ed è una cosa che mi ha dato soddisfazione, quindi io continuerò così e mi sento onesto con me stesso e vado a dormire sempre sereno. I rumori. No, la canzone non l'ho scritta per iniziare, assolutamente, amico mio. Se tu vai a rivedere la canzone la trovi, e grazie per la domanda. La trovi su Spotify, su Apple Music, su tutte le piattaforme. Su questo canale, su Caffè Napoli 1926, c'è proprio il video ufficiale che hai appena visto. Quindi la puoi andare a rivedere. È la storia della mia vita. È una canzone molto personale, molto intima. Ed è proprio, rappresenta proprio, usando le metafore calcistiche, proprio la metafora della mia vita, di quando io sono venuto qui, mi sono trasferito, stavo facendo tutte le cose belle con la musica e poi mi sono dovuto fermare e ti devi reinventare. Proprio come quando capita che tu stai là, però arriva l'infortunio muscolare, ti devi fermare e provi a continuare perché non vuoi smettere di lottare, e l'abbiamo fatto. Però mi fa piacere, insomma, di aver condiviso questa cosa con voi, perché voi siete la mia famiglia. A tutti gli effetti non potevo che non postarla qui. Io ho il mio canale ovviamente musicale, ma la dovevo postare qui, non c'è proprio problema. Devo ringraziare Francesco Volpe, fammi vedere, me lo sono perso. Bobotta ti saluta, mamma mia che meraviglia, che partita anche Dem mi è piaciuto, anche Dem mi è piaciuto. La tazza come la mia, grande River Johnny, grande supporter di questo canale, anche lui si è preso la tazzina del Messico. Questa è la tazzina del Messico 86 che trovate sul fluido.net, che è il mio sito personale. Io veramente, perché io pago le spese di spedizione e pago le tasse americane, quindi veramente a me mi arriva un centesimo, ma a me per un centesimo mi fa comunque troppo piacere, perché sapere che qualcuno dall'altra parte del mondo, a Napoli, a Salerno, in Germania, in Spagna, ha una cosa mia bellina fatta con tutto l'amore che rappresenta, l'amore per il Napoli e per la mia città, per me vale più di qualsiasi guadagno. Vittorio Pensa: comunque il valore di Lorenzo è indiscutibile, fenomeno. Speriamo che lo mettano in una bacheca, amico mio, veramente speriamo che lo mettano in una bacheca. Straordinario, e se fa qualche errore glielo perdoniamo, ragazzi. Stiamo in credito con Di Lorenzo, per sempre, veramente per sempre. Dybala vince ancora una volta Oscar dei cascatori. Pure quel fallo lì, io l'ho visto che Juan Jesus mette il piede proprio a terra, poi Dybala allunga il ginocchio verso il ginocchio. Vabbè, 600 like, riusciamo ad averli? Io credo che questa è una like che può arrivare a 600, forse anche a 700. Juventus 1, rappresentativa Cardarelli 1. Se quest'anno la Juventus arriva davanti a noi è una bestemmia al calcio, blasfemia calcistica. Vediamo cosa succede. Io quello che ho detto l'ho detto e resta agli annali. Poi dobbiamo guardare tutto e tutto a posto. Buonasera System Failure.
applauso circolare a questi 13 proletari, mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo. Fallo Demme, fallo netto su Demme sul loro gol, l'abbiamo visto in diretta. Fallo di mano di Bernardeschi. Questa squadra sono 2 anni che tra Covid e infortunio paga Dazio, ma a livello qualitativo siamo tanta roba. Forza Napoli. Grazie Davide. Eccola qua. Brava Rita. Grazie mille. Secondo me non è il Napoli che è squadra, è la Juve questa nuova caga. Giulia, con onestà io devo rispettare questo messaggio. Devo rispettare questo messaggio perché noi facciamo bene ad essere esaltati dalla prestazione del Napoli, che è stata, visto le condizioni, una prestazione stoica. Non era facile, c'era il pericolo di disunirsi quando abbiamo preso il gol, c'era il pericolo di prendere l'imbarcata, eccetera eccetera. Sicuramente siamo contentissimi della prestazione del Napoli e non voglio sminuire la prestazione del Napoli. Certo è che quello che dici è giusto, quello che dici è giustissimo, è onesto, perché questa squadra che abbiamo affrontato con le potenzialità che ha potrebbe fare molto di più, e non c'è dubbio, veramente non c'è dubbio. Leonardo, la partita di stasera certifica l'inferiorità della rosa della Juve nei nostri confronti. E attenzione, non è l'inferiorità della rosa, attenzione, perché se poi vedi quanto questi giocatori della Juve valgono, quanto guadagnano e la qualità assoluta dei giocatori, non sono d'accordo con te, sono più d'accordo con Giulia, che dice che è una squadra che non dà quello che potrebbe all'interno di un sistema di gioco, all'interno così. È una squadra che deve probabilmente essere rifondata. Hanno puntato su Allegri ma non hanno fatto mercato, hanno perso i gol di Ronaldo. È una squadra che ha un trend discendente e voi dovete vedere sempre i trend, e mi pare che devo ringraziare Tore Falanga, o sbaglio? Sì. Pareggio un po' strettino. Dopo lo scempio contro lo Spezia ero scettico, sono onesto, accetto il pareggio, vorrei una riconferma di Mertens. Bravi tutti, un bel bicarbonato ai bianconeri offerto da me. Grazie Tore, facciamo a metà senza problemi. E su Mertens io ho finito le parole, ho finito. Avendo finito le parole devo passare alla musica, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens. Penso che stasera la scrivo, non vado a suonare, la scrivo. Arriveremo comunque dopo la Juve in classifica, spero che tu ti sbagli e che anche io mi sbaglio, perché l'ho detto anche io. E aggiungo, ovviamente aspettiamo, eccetera eccetera. Sembra che un poco così vogliono farla a finire così. Però piano, perché non è finita e che stiamo sempre lì. Quello che dobbiamo sapere come logica, come andamento, come cose che succedono e che se atteggiamenti di società, giocatori, allenatori in generale, scusatemi, è che noi per i quinti posti dobbiamo comunque esultare. Io ci tengo moltissimo a questo concetto, e veramente non lo prendete come disfattismo oppure mentalità provinciale, vuoi perdere, eccetera. No, io voglio vincere lo scudetto, so che non è possibile, voglio arrivare secondo, so che è difficilissimo, mi piacerebbe arrivare terzo o quarto, so che è molto difficile. Si potrebbe fare, si può fare. Se si arriva quinti è un fallimento, considerando i cataclismi, la sfortuna, certe scelte, perché poi quando tu scegli di comprare Anghissà e fai tutta una squadra di africani è una scelta, il non averli quest'anno è una scelta obbligata, è comunque una scelta. Ti compri Tuanzebe, non arriva in tempo, hai rischiato, e che ne sai che con Tuanzebe in campo o un altro acquisto che fosse arrivato, se sarebbe, insomma, arrivava in tempo, vincevi questa partita contro una Juve che è così poca roba? Che ne sai? Battevi la Juventus, ti mettevi veramente davanti, invece li abbiamo lasciati comunque a 5 punti. Quindi io veramente voglio andare con calma, voglio andare con i piedi di piombo, e voglio ripetervi che il quinto posto non può mai, in generale, per storia del Napoli, per andamento e per certe scelte che vengono fatte, non può essere considerato un fallimento. È comunque una posizione europea,
non sappiamo se il Napoli che cosa vuole fare da grande. Lo abbiamo saputo nei vari quinquenni, adesso c'è un po' di dubbio. Perché? Perché abbiamo una situazione particolare con Insigne, perché abbiamo molti giocatori in scadenza che non sappiamo se vogliono rinnovare, se li puoi vendere bene e rifondare, se ecco qua, mi ha fermato il clacson e va benissimo. Vi bacio e cerco di recuperare tutti i messaggi perché stanno scorrendo veloci, scorrono. Buonasera Ottavio, mai goduto così per un pareggio, siamo forti quando vogliamo. Sì, è vero, è un pareggio che ti fa godere, non c'è problema, non c'è dubbio. Tecnicamente sono 6 punti, pari punti sta sopra. Giusto, Gicol, ma tu sei iscritto al canale? Io vedo un nome nuovo, sei iscritto al canale? Voglio pensare di sì. Se non sei iscritto, iscriviti adesso e vedrai una cosa qui simpatica, Penso che tu sia iscritto, perché ti ho letto poco, forse. Allora, Xavier, ti confesso che ho avuto terrore quando è entrato Zanoli. Non si fanno i cambi sul calcio d'angolo. E le frasi fatte non ce le vogliamo dimenticare. Tutto bene, tranne qualche incertezza nell'ultimo passaggio. Altra cosa da non sottovalutare, Gulam dopo 90 minuti è ancora vivo, non c'è dubbio. -7 Polli, stiamo facendo un countdown. Allora, dove sta? Fammi vedere. Petagnone doveva entrare prima, non lo so Marco. Con Mertens io mi sento più sicuro anche in fase difensiva. È una scelta che devi fare. Ti può andare bene o ti può andare male. Petagna ti può tenere sulla squadra, però è difficile che lui faccia il primo pressing bene. È così. Valerio, ma cosa dici? Se arriviamo quindi sarebbe il terzo anno senza Champions e senza introiti. Ma che stiamo parlando? Bravo amico mio Andrea, ma hai ragione da vendere. Il problema è che gli introiti non devono essere per forza legati alla Champions League, è il contrario. Tu devi avere degli introiti a prescindere, devi fare in modo che salga il fatturato con altre cose, con un merchandising fatto bene. Io la maglietta sulla Quinta Avenue non l'ho trovata. Devi fare il merchandising fatto bene, devi lavorare hai Lozano in Messico, i messicani devono portarti i soldi, devi lavorare su tutta una serie di cose e con l'aumento del fatturato riesci a raggiungere la qualificazione Champions perché ti puoi permettere giocatori più forti, fai scelte così. Questo è. Se invece tu punti solo sulla Champions per avere l'introito, per resistere in quella zona, secondo me è il mondo alla rovescia. Questo è. Hai notato, soprattutto nel primo tempo, che abbiamo iniziato a fare quei falletti che non ti fanno prendere, soprattutto JJ. Non l'ho letta così, Francesco. Poi ovviamente vorrò vedere le statistiche di quanti falli abbiamo fatto. Secondo me JJ stava un pochino in ritardo in quei falletti. Però aggiungo alla tua considerazione, bene farlo quel fallo invece di lasciarli andare. Bene farlo. Che bello vedere i non colorati incazzati quando all'ultimo l'arbitro ne ha fatto sull'accerchiamento. Dobbiamo giocare finché non segna. Cioè, perché che altro gli vuoi dire? Se ti ha aggiunto anche un altro minuto e non era un minuto, perché Gulam è stato a terra 30 secondi nemmeno, perché aveva preso una ginocchiata e non è nemmeno una simulazione, perché aveva preso una ginocchiata. Quanto dobbiamo giocare finché non segnate? Ditecelo, prendetevi 3 punti e giochiamo l'amichevole. Ditecelo, fatecelo sapere. Fantastico proprio. E ringrazio Giulio Bizzona. Stasera camomilla antistress nella nuova tazza. Bravo Giulio, anche a te è arrivato. Sì. Ma con Ospina a terra quanti chili hai perso? Mamma mia. No, ho perso molti chili. Attenzione a Vittorio Penza, che la devo leggere a volo. Con le 1000 difficoltà di questa stagione lo stesso dobbiamo raggiungere il 4º posto. Crediamo in questa bellissima squadra che nonostante tutto ci crede sempre. Io ci credo. Vittorio, io ti ho detto, lo vedi il segreto? Io ce la sto mettendo tutta a visualizzare. Ovviamente ognuno di noi tiene il che fare, no? I propri sogni personali, la propria vita sentimentale, eccetera, eccetera. Quindi uno non può stare concentrato
a volere il bene della squadra per sempre. Insieme a volere il bene della squadra ci sono altri tifosi che vogliono il male della tua squadra, e molto spesso va male non solo perché un tifoso dell'avversario, un tifoso del Milan per esempio, vuole il bene del Milan e quindi si concentra, voglio il bene del Milan, voglio il bene del Milan. Contemporaneamente, mentre dici voglio il bene del Milan, magari voglio anche il male del Napoli, ed è una cosa che capita anche agli altri tifosi, non tutti, non sto generalizzando, ma insomma un tifoso della Juve, voglio la Juve, il Napoli, napoletani di merda, e quindi contro il Napoli, un tifoso della Roma, della Lazio, forza Roma, forza Lazio, napoletani di merda, tifoso del Verona, del Sassuolo, della Sampdoria, della cosa, tutti vogliono il male del Napoli. È finita l'epoca in cui eravamo simpatici, non siamo simpatici, rompiamo il cazzo. Ad ogni partita c'è ad ogni partita c'è la multa per i cori in direzione. Quindi purtroppo il segreto combatte contro le forze avverse, che noi siamo uno contro tutti molto spesso. Piangi, sei la solita vittima, non me ne frega un cazzo, dite quello che volete voi. Bello, molto bello, molto bello, molto bello. Loro volevano giocare perché erano sicuri di vincere a Fammore. Mertens giocatore finito. Giusto Antonio, giusto. Il sarcasmo è giusto. Su Lorenzo da rigore, sì. Io l'ho vista così, Giuseppe. Allegri sta perdendo il senso della ragione, non sa più dove arrampicarsi. Ovviamente, ragazzi, siamo live, di conseguenza, se qualcuno mi riporta cose, interviste, eccetera, eccetera, il Napoli purtroppo, il Napoli in silenzio stampo, sto male, ma domani facciamo analisi tattica senza poter parlare delle dichiarazioni, la faccio io la conferenza di Spalletti, come abbiamo fatto ieri. Faccio io la conferenza di Domenichini. Voi su questa live siete 433. A fine live, tra un'ora, non so tra quando la finiamo, tra mezz'ora, eccetera, eccetera, lasciatemi le vostre domande che vorreste fare a Domenichini e ve le rispondo io domani nel video. Va bene? L'ASL di Torino ha bloccato solo la VAR. Boom! Commento memorabellino. Boom! Boom! Lobotka, ti chiedo scusa. Vedi, questa è la bellezza. Questi sono i commenti belli. Il tifoso che magari si è fatto, come ho fatto io con Fabian, l'ho dovuto fare. Fabian che mi aveva deluso tante volte, ho avuto una parola di troppo per Fabian. Fabian ha cominciato a giocare benissimo. Fabian, ti riconosco tutto il tuo valore, eccetera, eccetera. Tu chiedi scusa alla Lobotka e io apprezzo perché tutti abbiamo fatto un pochino troppo gli spiritosi con questo signore qua, con Bobotta. Tutti abbiamo fatto un pochino troppo gli spiritosi. Ci stava perché le sue prestazioni non erano all'altezza dei 25 milioni spesi. Adesso li sta dimostrando. Dai. Ciao Iammone. Sai qual è la mia rabbia? Perché non hanno giocato così anche contro... lo so. Mannaggia tutte cose, era rigore su Di Lorenzo e fallo sempre su Di Lorenzo, azione sul loro gol. Era fallo su Demme, mi pare. Il pagliaccio dei pagliacci. Hanno fatto i conti a chi e non a Bani. Fallo su Demme, mai. Rigore su Di Lorenzo, si pazza. Era rigore, Mertens la prende di mano, vero. La VAR rivede, non è niente. Surclassati, eccetera, eccetera. Il pagliaccio dei pagliacci. I pagliaccissimi. Sì. In più la tuffata di Dybala. Sì. Peccato per il finale, rigore non dato, non verificato al VAR. Buona gara dell'arbitro. De Ligt non doveva arrivare a fine partita, anche lui molto falloso. Ipereroe. Amo. Con Gulamio a Rizzo, Vittorio, sì. Con Di Lorenzo a terra, vero? Ah già, poi ritorniamo al fatto che si deve buttare il pallone, la Lazio, l'Inter, eccetera, eccetera. Quest'anno la Juventus non ci ha mai battuto. Hai ragione Cristina, vediamo se poi ci capita in Coppa Italia. Non so com'è, mi pare che sono dal nostro tabellone. Hashtag il merchandising. Allora, sì, io il fallo di Bernardeschi l'ho visto, mi sembrava solo fallo, poi rivedendo il replay è anche fallo di mano. Buonasera a tutti, secondo me stasera 2 punti persi piuttosto che un punto guadagnato, comunque Forza Napoli sempre e comunque.
Capisco da dove viene questa tua considerazione, amico mio, perché ti sembrava il Napoli più forte, messo meglio in campo, eccetera, eccetera. Ci sta come considerazione, però non dimentichiamoci la premessa di questa partita, no? Da come ci siamo arrivati, con tutte le polemiche, con tutte le difficoltà, con il problema psicologico, ricordiamo il caso Insigne. Visto tutto questo, io il pareggio me lo devo abbracciare, ce lo abbracciamo il pareggio e lo benvenutiamo. Allora, ragazzi, scandaloso su DAZN, c'era il rigore sul braccio di Mertens nonostante il VAR e non c'era fallo di Di Lorenzo. E vabbè, allora fa tutto lui. I rigorini, Marelli ha fatto carriera. Marelli è finito su DAZN a furia di avere questa cosa e ha fatto la carriera. E adesso lì ci vuole rimanere. Lo capite? Che ci vuole rimanere e ci può rimanere solo così? Lo capite? Quando il calcio è esercizio del potere, che cosa significa? Che ci vuole rimanere lì. Perché le cene, i viaggi, l'attenzione mediatica, voi che mi venite a dire, vedete, ha vinto lui. Alessandro Fiore. Fammi vedere, fammi recuperare. Non volevo vedere la partita per protesta verso FIGC e Lega, ma alla fine me l'ha già vista senza il lent. Una via di mezzo. Grande Alessandro. È comunque una forma di protesta. Ci sta. Lo apprezzo. A te ad Anna è sempre piaciuto e Anna ci ha visto lungo rispetto a molti altri di noi. Domenichini aveva le scarpe con i tacchetti? Ottima domanda, non lo so. Se Spalletti sta a casa sul divano tutto felice e si è dimenticato il like, potrebbe anche essere, Francesco. Mister, vai, lascia il like, anche tu. Mai più terzini adattati, meglio uno di ruolo o a mezzo servizio? Carmine, questa discussione mi interessa, mi appassiona e ce la porteremo avanti sicuramente. Mi piace, è un bello spunto questo, sicuramente. Il calcio è esercizio di Lobotka. Grande Diego. Come mossa per vincerla, un Petagna al posto di Politano o Demme spostando Zelo sulla sinistra? Sì, col senno di poi sì. Nel senso che te lo puoi permettere col senno di poi a dire, vedi, non erano poi così, però ragazzi, la volée di Chiesa, il tiro di McKennie fuori dove abbiamo un po' tremato, comunque nel secondo tempo loro non hanno fatto granché, devo dire la verità, perché io poi c'ho qua tutto scritto, a meno che nel finale ho smesso di scrivermi le cose perché stavo troppo teso, eccetera eccetera, ma non hanno fatto granché. Noi abbiamo preso un pochino il pallone in mano, l'abbiamo fatta girare bene, quindi capisco questa tua richiesta. Petagna al posto di Demme spostando Zelu, molto offensiva. Secondo me potevi vincere, potevi pareggiare o potevi anche perderla. Il fatto importante secondo me da sottolineare è che il Napoli è messo bene in campo, era equilibrato. Il Napoli non ha preso imbarcate, ha preso folate, soprattutto nel primo tempo ha preso i contropiedoni, le folate. Quindi sì, togliere anche Demme secondo me sarebbe stato un po' troppo. Magari al posto di Politano mi diverte l'idea, dovresti spostare poi un Mertens a destra. È un po' azzardata, però la capisco. Allora, rigore per la Juve, tocco di braccio Mertens. Luis, io devo essere onesto, come lo dico per le cose nostre, lo dico per le cose loro. Ho visto mezzo replay, non ne ho visti abbastanza per essermi tolto il dubbio. Vedo che Demme fa con la testa così, quindi do per scontato che Demme l'abbia preso, però ci sta il braccio dietro, do per scontato che Demme l'abbia preso con la testa, se il VAR subito l'ha risolta, però io non lo posso dire per onestà, perché ho visto mezzo replay, come dico mezzo replay per il Napoli, ho visto mezzo replay per la Juve. Non c'è dubbio, quindi non posso esserne certo, e non possiamo nemmeno dire il VAR ha visto quindi tutto a posto, perché il VAR vede molto spesso quello che vuole vedere, quindi nemmeno questo è giusto dire.
ci sarebbe piaciuto vedere più replay, anche al contrario. Grande Luchetto, che meraviglia, grazie mille amico mio, grazie mille. Domenico, non sono scaramantico ma credo che la live della partita abbia portato bene. Non mi dicerà così. Se il voto da iscritto ha valore, il voto per ripetere l'esperienza. Non mi dire così, amico mio, ne abbiamo fatte tante in bene e nel male. Comunque apprezzo tutto. Devo ricordare le ultime, quelle dell'anno scorso. Ci vedemmo la trasferta di Milano col Milan dove vincemmo, ci vedemmo quella della Roma che fu incredibile, poi altre invece registrate, la Lazio quest'anno registrata e poi dopo la live dopo, quest'anno così, però poi ci siamo visti dal vivo anche Napoli-Verona all'epoca e ci sta il video ancora che ha fatto il record di visualizzazione live. Quindi io capisco la tua richiesta, però io perdo veramente, è molto stancante, non è facile. Non è facile, mi perdo un pochino anche l'esperienza della partita per fare la telecronaca, me la perdo. È un bel esercizio che mi piace fare, mi piace essere capace di farlo e mettermi alla prova e farlo, però se posso scegliere, scelgo sempre di fare reaction e poi la live subito dopo. Vi sono onesto. Volevano giocare il terzo tempo. Non vista per protesta, peccato. Riccardo, ti capisco e ti apprezzo tantissimo. Ti invito, se vorrai, domani a vedere l'analisi tattica, il mio video di analisi tattica dove ne parlerò nello specifico. Questa è una partita che tu volentieri te la riguardi anche, Io vado a suonare tra un po', poi torno, facciamo le ore piccole, non si dorme mai più, mamma non ti preoccupare, sto bene, e facciamo tante cose. Quante cose? Ti sta stupendo Juan Jesus? Ha tenuto abbastanza bene, in qualche cosa un po' larghe le marcature, secondo me quello meno bravo oggi in difesa, se vogliamo, alcune sbavature le ho viste, rispetto per esempio Gulam mi ha soddisfatto, Rachmani mi ha soddisfatto molto, Rachmani mi è piaciuto molto, c'era distanza su quel colpo di testa di McKennie. Di Lorenzo è stato straordinario, mi sono piaciuti i due centrocampisti, mi è piaciuto tantissimo Mertens, Zielinski bene, non benissimo ma bene, complessivamente anche Insigne non mi è dispiaciuto, a parte i tiri alti, ma comunque è stato all'interno della partita, ha partecipato alla manovra, e alla fine anche Politano assist, ha fatto quel taglio di Insigne e quindi bene. Tutto sommato è stata una partita soddisfacente. La carlofobia. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Voi andatevi a googlare che cos'è la corlofobia, perché non tutti la definiscono così. E corlofobia viene, la parola fobia lo sappiamo, corlofobia, la fobia, la paura in greco. L'altra parola dal greco significa stampelle fondamentalmente, stilts. Perché? Perché tipo i trampoli, ecco, più che stampelle i trampoli, perché non c'erano i clown nell'antica Grecia, però c'erano i trampoli, cioè c'erano le cose per aiutarti, e quindi c'era una parola che indicava questo. Di conseguenza i trampoli, il circo, i clown. XG 1.8088 1.08088, quindi una sorta di equilibrio. XG che mi potevo aspettare, amico mio. XG che ci stanno leggermente a favore loro, giusto? Per me ci sta, perché loro nel primo tempo hanno avuto più occasioni, c'è da dirlo. Però ragazzi, in questo momento like per Guido Gentile subito, adesso speriamo che ci raggiunga, gli ho mandato il link. Like per Guido Gentile quando ci parla di percentuale realizzativa. Poi dice che non ha sempre ragione. La Juve ha tirato molto, percentuale realizzativa bassa, non hanno beccato la porta e hai pareggiato, non l'hanno vinta.
650 sono pochine. Dai, si può arrivare anche a 700 oggi. Facciamo come i bei tempi. Clamoroso, la Juventus prepara il ricorso alla FCC per la presenza in campo di Rachmani, Lobotka e Zielinski vogliono la vittoria a tavolino. Fragile mentalmente, amico mio carissimo, lo sapevo e l'ho detto a inizio live. Voi con me avete sempre un anticipo di quello che succederà e non lo dico per atteggiarmi, ma perché uso la testa e conosco i miei polli. Conosco i polli, sia quelli là, i polli italiani, i famosi polli ruspanti italiani, quelli belli organici. So tutto, vedi? Vedi i polli? Io li conosco i miei polli, conosco come funziona l'Italia, conosco la Juve, conosco il sistema. Non mi sorprende assolutamente. Sì, Daniele, sì, ti ripeto, adesso la prestazione di Insigne va analizzata con ancora più onestà e essere oggettivi al più possibile, senza farci prendere da quella rabbia del video, della firma del Toronto. Dobbiamo essere molto più oggettivi il più possibile, perché adesso ci sarà la corsa a demolire o a esaltare il capitano del Napoli, che è ancora il capitano del Napoli. Quindi noi dobbiamo fare il bene del Napoli. Dobbiamo fare il bene del Napoli, quindi con un'estrema oggettività dobbiamo analizzare la partita di Insigne. Complimenti, partita Insigne, prestazione decisamente buona, è un ottimo commento, è un ottimo modo di analizzare la cosa. Non si dice fortissime, decisive, sei l'unico al mondo, e non si dice una chiave perché hai tirato. È proprio ha fatto proprio Insigne, è stata proprio la partita di Insigne. All'interno del gioco si prende il pallone, crea dei presupposti. Oggi ha fatto anche qualche dribbling in più, Il tiro verso la porta non ce l'ha, e lo continuiamo a dire proprio con oggettività, con onestà, però il taglio di Politano lo ha premiato, arriva il gol su quella cosa là. Questo è Insigne, ragazzi. Prendere o lasciare. In questo caso il Napoli ha detto lasciare, perché il Napoli lo lascia andare al Toronto. Ed è una scelta, non dobbiamo prendercela con nessuno. Dobbiamo solo andare avanti. Solamente andare avanti. Diciamo che è stato un inizio dell'anno molto positivo. Purtroppo sì, stati quica Alam. Senza dubbio. Lorenzo, per il nostro bene adesso va solo difeso. Stasera secondo me ha giocato con il cuore, e se fa questo a noi deve bastare. Sono d'accordo. Prestazioni come queste io me lo tengo in campo. Allegri, il Napoli aveva in campo quasi tutti i titolari, gliene mancavano solo 4. Caro amico Allegri, sei disonesto. Possiamo fare la lista, ma non c'è bisogno. Né Strunz, frase colorita, calcisticamente parlando, non è un'offesa, calcisticamente Strunz parlando. Servono i panchinari nel calcio con i 5 cambi. Che modo di analizzare il calcio è? A parte che ne mancavano solo 4, sono un sacco di giocatori. Tu ci hai tolto Koulibaly, e ci hai tolto Anghissà, e ci hai tolto Osimhen. Già questi 3 bastano. E ci hai tolto Fabian. E già questi 4 bastano. E poi non abbiamo nemmeno la panchina lunga per poter far entrare, eccetera, eccetera. Signori miei. E non tieni terzini e sei costretto a fare. Perché poi tu che fai, caro Allegri? Consideri Ghoulam un titolare del Napoli? Non credo. Rachmani titolare lo è diventato, ma il titolare era Manolas. Siamo onesti. Cerchiamo di essere onesti. Lozano? No? Trapattoni, esatto, il giocatore tedesco, eccetera. Sì, Luis, però che bello poter un attimo rilassare la voce, perché c'è un amico mio e vostro che mi permette di chiudere la bocca per un attimo e di farmi sapere lui come l'ha vista. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti e soprattutto buonasera ASL di tutta Italia. Esatto. E qua scatta il minuto di silenzio? Io amo Guido Gentile, come devo fare? Io adoro.
Adoro. Nel frattempo tutti ti salutano, come è giusto che sia. È troppo bello. È troppo bello. No, ma io lo faccio con te. Finita la collera. Ah, quindi diverso, ci ha cambiato proprio le carte in tavola. Il minuto di collera, che gli amici bellini si ricorderanno quando le cose non vanno così, giusto un minuto di collera. Vai Guido. Un Napoli in formazione tipo, con i titolarissimi, pareggia un po' a fortuna a stento, una partita dominata dalla Juve, che si porta a 4 punti dal Napoli. Grave l'arbitraggio, che non ha dato almeno altri 3 minuti di recupero alla partita, e soprattutto non ha visto un calcio di rigore netto a favore della Juve. Io ho buona memoria e avevo ragione, 44 punti e 35 quando quelli che ho citato l'altra sera, ma queste sono le parole che ho sentito un po' in giro. Le ultime sono di Max Allegri. La classifica è di oggi, si sa, a Torino sponda Juve, contano scudetti, minuti e gol in modo tutto loro, perché io leggo Napoli 40, Juve 35. A casa mia 40 meno 35 fanno 5. Con il pareggio di oggi e la vittoria all'andata, in realtà sono 6, cioè a punteggi identici, ad arrivo a punteggi identici, passerebbe il Napoli, ma evidentemente, pur essendo figlio di un ingegnere, pur avendo studiato economia, non ricordo più neanche le addizioni, come evidentemente oggi non mancava Koulibaly, non mancava Mario Rui, non mancava Fabian Ruiz, non mancava Anguissà, non mancava Osimhen, eccetera, eccetera, eccetera. Come evidentemente il tuffo finale di Dybala è fallo da espulsione di non so chi, ma chiunque, bastava che venisse espulso, e il fallo netto sul polpaccio di De Lorenzo, che è rimasto a terra, ma il Vate da casa, dalla poltrona, dice che non è un contatto sufficiente per dare rigore, e lui quindi è il polpaccio di De Lorenzo. Il polpaccio di De Lorenzo, Masso. I minuti sono stati 98, 5 minuti di recupero nel secondo tempo, con 1 minuto e 30 aggiuntivi ai 5 minuti di recupero. Però facciamo che a Torino i numeri sono personali. Invece su una partita noi dobbiamo dire 2 cose importanti. Guido Gentile vi disse: se il Napoli andrà in Champions saranno 3 le condizioni. La prima, che sarà la più importante, deve accettare di fare un campionato corpo a corpo, all'arma bianca, punto a punto, e delle partite che assolutamente non si devono perdere, anche se è meglio vincere, non le deve perdere. Oggi non doveva perdere e non ha perso. La mare in bocca molto, perché dopo i primi 5 sembravamo molto timorosi che siamo andati a fare a Torino, se non a prendere 4 gol. Napoli ha ampiamente, per gran parte della partita, specie dopo aver subito un gol in contropiede a Torino, 2 contro 3, abbiamo fatto i polli e ci siamo fatti fare un gol in contropiede fuori campo. Napoli però, dopo aver subito il gol, non ha dato proprio più l'impressione di perdere questa partita, e questo dobbiamo dire con grande serenità, perché è finita la collera. Bravo. Ci sono stati sicuramente sprazzi di buona Juve, perché la Juve va a sprazzi, però è una squadra che ha una percentuale di realizzazione offensiva, io ve l'ho sempre notato, ho detto è molto peggio del Napoli, peggio di noi, e non la sta alzando, ma non è un problema nostro, perché è un problema almeno questo di Max Allegri. Quindi c'è rammarico perché abbiamo giocato in 9,5, e dico 9,5 perché 1,5 da solo era Mertens, nonostante sentiamo Peama e
e ringraziamenti a un giocatore che non voglio nominare, ma oggi abbiamo dato il 9,5, perché uno dei giocatori più sfortunati della storia, a cui vorremmo bene sempre, pure ai Gulam, non è in condizione. Non avanzava, non indietreggiava, a volte gli davano 5 metri con neanche uno scatto. Sì, Ha è il vero. senso della posizione, sì, perché ti rimane, e alla fine infatti è riuscito a tenere un po' botta grazie al senso della posizione, a intelligenza tattica, sì, a impegno, sì, a amore per la maglia, sì, tutte queste cose qui, ma le gambe non vanno. Valerio, le gambe non vanno, noi abbiamo giocato su quella fascia e tra l'altro il primo tempo c'era quadrato e come abbiamo detto botta con chiave tattica ci è andata bene, perciò abbiamo concesso dei tiri con Juan Jesus che è andato a chiudere sempre lui, dovendo quindi scalare e aprire. Di Lorenzo Giusto. andava a fare lui la diagonale a chiudere al centro il primo tiro di Chiesa, perché Napoli si trovava con quella voragine perché ti saltavano col primo Giusto. passo e lì non è un giocatore che non è sceso concentrato, personalità, non sei vincente. Ragazzi, quando tu c'hai una gamba molto più molle di quella, purtroppo è anche frustrante. L'altro giocatore è mezzo che è mancato, o mezzo, non lo nomino, però non va bene, anche perché sprechi tantissimi scatti di Mertens che ti va in profondità. Mertens ha giocato 1 contro 3 e ci sono, se peccato non possiamo far vedere le immagini, non possiamo vedere le screenshot, nel secondo tempo erano 3 lui e 3 lui davanti, 1 contro 6. Io avrei voluto vedere una scelta coraggiosa, mettere fuori chi non possiamo nominare, giocare 20 minuti con Mertens e provare a vincere e ammazzare il campionato per quanto riguarda la corsa Champions. È ancora vivo, ma è chiaro che Napoli oggi ha fatto il primo passo che deve lottare all'Arma Banca, corpo a corpo, accettando di qualificarsi 2 punti sopra la Juve, 1 punto sopra la Juve, non 10 punti, perché questo sarà 3, sarà già un vantaggio grosso e sarà tanta roba perché poi c'è la seconda condizione e oggi non l'abbiamo vista perché c'è un fallo netto di ammonizione su Mertens di De Ligt fatto per far male, non fischiato e non dato ammonizione. Lì devi dare ammonizione e De Ligt si deve giocare 70 minuti col cartellino giallo. C'è un altro fallo non datosi ammonizione e di nuovo li possiamo usare. Quello su Mertens è netto ed è fatto scientifico perché stava dominando la partita. Netto e per far male è stato fuori, però è andato fuori correttamente il giocatore, non è rimasto in campo a fare. Ce ne sono almeno 3 scientifici, se ti rivedi la partita, dove l'arbitro stava guardando una bella signorina sugli spalti, quindi ha ragione lui perché è un bel vedere. Ci sono 5 sbavature di arbitraggio, ma la più grave, io mi devo tenere 2 giornate di squalifica per Spalletti che va a stringere la mano e poi gli dice bravo, il capannello finale con Chiesa che dice di tutto e Chiesa è un giocatore che ormai era in panchina, quindi dalla panchina è andato fino all'arbitro col giubbotto. Lui col giubbotto si è dimenticato i cartellini, si è dimenticato tutto, eccetera, gli deve la personalità e espelli i giocatori. Come noi ci siamo presi 2 giornate di squalifica per 2 mani che applaudo. Ce le siamo prese, non sono state manco ridotte, ci siamo presi anche la recidiva la volta dopo con la multa. Quel pannello finale con 5-6 giocatori e Chiesa poi hanno staccato perché si stava vedendo tutte le parolacce che stava dicendo all'arbitro. Gli ha dato un altro minuto e mezzo di recupero e poi era un calcio d'angolo su una sceneggiata di Dybala, perché poi con le riprese in 4K che vediamo ormai cosa, è vero che Juan Jesus non gli riesce a toccare, gli sporca un po' la palla, ma lui è iniziato a tuffarsi quando Valerio era andato a prendersi il caffè. Questi sono ammonizioni che dovrebbero incominciare a essere date nel campionato italiano e invece addirittura ti prendi una punizione ai minuti di recupero, vai in angolo e il 96 basta vedere insomma il fermo fotogramma è 28 secondi e vuoi continuare la partita? Continua la partita. Io ho visto un Napoli concentrato, un Napoli che per grandi tratti della partita ha giocato anche un buon calcio con una buona coppia di centrocampisti che ha funzionato bene, nonostante Demme, dobbiamo dire, è più limitato di Lobotka. Ha fatto un solo errore
quando è entrato Dybala, un corpo a corpo che ha perso il corpo a corpo, ma per il resto ha veramente illuminato il centrocampo. Mertens è stato solo perché non saliva Gulam, chi non nominiamo rallenta sempre l'azione. Politano era stremato e ha chiesto il cambio, e vedete che significa non poter mettere un giocatore perché Elmas, che non sappiamo quello che può fare, e che quindi è andato nell'altra fascia perché non sappiamo quel che fare, quindi è dovuto andare sulla fascia destra e non ce l'aveva, perché tu comunque sai da 2 settimane che non ti alleni. Ha preso un aereo, è andato direttamente a Torino. Quelli che dicono ma devono giocare in primavera, non bruci così. Se un giocatore che in nazionale fa anche tanti gol in nazionale, che sta costruendo una bella carriera, un gran fisico, senza allenamento, ti dà queste prestazioni, non puoi rischiare di far male a un giocatore della primavera, di farlo umiliare e di avere un mismatch nettamente sfavorevole. Quindi ultima cosa, la lamentela di Allegri per i tanti cambi, sempre perché siamo andati con i titolarissimi, abbiamo fatto 6 cambi e non solo 2 più 1 quando ormai era finito, perché io sono andato a rivedermi i cambi, pare che siano entrati solamente Elmas, Petagna e all'ultimo minuto Zanoli, però a casa mia la matematica è un'opinione, in casa Agnelli Torino invece è una scienza esatta. Ho finito. Allora, grazie Guido, precisissimo, mi fa piacere che insomma ovviamente gli amici bellini sapranno che tu ti guardi la partita, ovviamente non ti guardi la mia live, e mi fa piacere chi se la guarderà poi dopo che hai sottolineato delle cose che io, soprattutto quando lo fai live, non c'è scampo, io devo vedere quello che vedo, quello dico di getto, e hai sottolineato tutte queste cose che a noi sono sembrate, a me subito in live e poi quando ho letto dei commenti, molto dubbie. Quindi ti ringrazio per questo. Prendo subito non mi guardo minimamente Valerio, raramente gli mando qualcosa tra il primo e il secondo tempo. Oggi ho acceso un secondo perché ho 3 computer, televisione, e gli ho solo scritto una cosa che è extra calcistica, non so poi se è stata detta. Lola corre perché io l'ho visto a Venezia. Vedi, è bravo perché sì. Poi vi faccio vedere il pressbook un altro giorno con Franca Potente, che all'epoca era anche la compagna del regista. È un film geniale, bellissimo, perché sulla costruzione del tempo, su queste storie che vengono riviste 3 volte mi colpì tantissimo. E poi c'è una colonna sonora, perché poi è molto bravo. Lui è il regista che ha fatto La principessa e il guerriero, ha fatto un film straordinario, ha fatto anche l'ultimo grande colosso della storia del cinema, infatti un fallimento, Claude Atlas. E quindi l'unica cosa che ho scritto Valerio è stata Franca Potente. Io me la sono perso perché stavo dentro la partita. Va bene, grazie 2 volte. Si è giocato molto, 26 e 29, ti rispondo subito. Vedi, ecco qua, perfetto, a conferma di 2 cose, Guido, che avevamo individuato la chiave di tutto il campionato, dalla prima giornata, che gli amici bellini oramai sono oltre. Loro vogliono sapere perché mi sono divertito, come il fatto di Maradona, no? Perché non ci è piaciuta questa serie, e te lo spieghi tecnicamente. Perché ti sei divertito, amico Wines? Perché si è giocato di più di quello delle solite partite, e perché il Napoli non perde anche per questo, e soprattutto per la percentuale realizzativa. A prescindere dall'ironia che insomma Allegri, quello non so se è quello vero, quello che noi ne abbiamo anche uno canale, mi permetterà, è meglio che non andiamo allo scontro su questo, perché sennò io ti devo sciorinare tutti i tuoi possessi e i tempi effettivi, e sono mortificanti. Ecco, oggi noi ti abbiamo concesso più tempo effettivo nel secondo tempo, ma me lo ricordavo a memoria, ho appreso il file 26,06, 29,25, che per il campionato di Serie A e nel girone di ritorno, vedrete quanto saranno bassi nel girone, è lusso. Infatti tu rischi di prendere un gol in contropiede su una punizione che non c'è, perché hai continuato a giocare a pallone, poi che Ospina sta 5 minuti a terra, ma hai dato 29 e 25, che è lusso, perché è una squadra che ha giocato a pallone. Quindi cretinate, perché poi i numeri non mentono. E Giulio, che ringrazio per la donazione, ovviamente qui ti sta commentando perché l'avrà scritto mentre tu parlavi di
del capannello che porta solamente alla munizione per Dybala, se non sbaglio, ma ci sono, come hai detto tu bene, Chiesa indemoniatissimo col cappotto, Morata col cappotto, esatto. addirittura Perché lo calma Mertens, perché loro non possono più entrare in campo, sono basta. alla panchina. Senza Finisce la alcun partita, dubbio. entrano in campo per ringraziare il pubblico, eccetera, ma non la partita per loro è finita, devono uscire dal rettangolo di gioco. O le regole Siamo valgono o non valgono. Sì, e la Roma ha avuto 2 espulsi, di cui uno un tempo di recupero. Ma a noi ormai interessa farci il campionato, ragazzi, no? Cioè adesso tu devi fare i tuoi punti, riconfermarli con quelle partite. Noi abbiamo una brutta partita con la Sampdoria, di nuovo siamo con pochissimi uomini, bisogna vedere chi recuperiamo, non è che recuperi Lozano che di nuovo in forma scintillante, quindi bisogna vedere Mario Rui perché non si possono allenare col gruppo. Noi dobbiamo, è una partita delicatissima con la Sampdoria, dove tu adesso è vero che hai pareggiato e non è che mi contraddico, però hai 2 punti in meno rispetto al genere di andata e la Juve un punto in più, quindi certo. ti devi andare a riprendere questi 2 punti in meno, tipo il pareggio col Verona, andare a vincere il Verona, quindi questo è chiaro perché non puoi far avvicinare la Juve, però intanto è -2, iniziamo con un -2 perché poi come il sorpasso è a box, occhio, perché questo, quindi con la Sampdoria purtroppo hai un solo risultato, la Sampdoria ha fatto una brutta partita in casa, cioè è andata a perdere col Cagliari, incommentabile. Sì, la Juve, quello è il gioco di Allegri, anche quando vinceva gli scudetti. A me quando la gente dice però anzi oggi ha tirato tantissimo fuori dalla porta, cioè, perché poi alla fine 5 tiri nello specchio, il Napoli 4, ma quella però ha tirato 22 tiri la Juve, il Napoli 16, ve lo dico a memoria, perché non la ho per 4 punti di distacco. Quindi pensiamo intanto a rivincere le partite che all'andata abbiamo vinto. Chiaro. Allora, questo è un dubbio che molti stanno avendo e che io ho espresso addirittura a inizio live prima della partita. Quando ho visto la formazione titolare mi sono chiesto: ci stiamo facendo un autogol da soli? Stiamo rischiando qualcosina? E mi hanno detto, poi ti lascio la parola Guido, mi hanno detto che non ci dovrebbe essere un rischio di campo, cioè non ci dovrebbero essere penalizzazioni di punti, al massimo ci può essere una multa stabilita dall'ASL, dallo Stato, perché hai violato quelli che dovevano essere in quarantena con mascherine eccetera eccetera. Quindi ti chiede Mario Spica, come lo chiedono in tanti, dovrebbe esserci una multa neanche sportiva, ma personale, proprio al giocatore, all'individuo, non al Napoli. Sì, tra l'altro che potrebbe fare ricorso, perché dice quello io che cosa sono? Nella carta d'identità c'ho calciatore professionista, quindi tu nel decreto si dice che io per lavoro, però non avevi la mascherina e ti fanno una sanzione amministrativa per diciamo non indossare la mascherina FFP2, e anche lì fa un controricorso e dice perché poteva essere da noi, ma non ne usciamo. Cioè, la frase importante l'ha detta oggi Marotta, l'uomo più importante del calcio italiano, che queste ASL dovrebbero anche un po' farsi da parte, non rompere le scatole. 24 ore dopo, quando un governo serio, come in Australia, ha ribadito che un governo simpatico o antipatico non ci interessa, è più importante di uno sportivo, di una federazione sportiva, è detta le regole. Evidentemente qua, come gli scudetti che non si capiscono di certa squadra, il governo italiano qua se ne sta fregando, la Lega, la federazione, che poi sono 2 organi che hanno 2 funzioni diverse, tra l'altro, perché poi stanno dettando legge. Oggi l'Italia ha fatto una brutta figura, è una delle ragioni perché determinati imprenditori seri stranieri raramente vengono in Italia a acquistare le grandi società, perché togliamo la partita per un attimo dalla nostra analisi. Cioè, ragazzi, non si sono giocate delle partite per ragioni diverse, perché se fosse la stessa ragione tu puoi dire vabbè, questa partita non si è giocata come questa perché era la stessa situazione, e si sono giocate delle partite dove c'erano più contagiati rispetto ad alcune partite che non sono scese in campo, e Napoli c'era una situazione totalmente diversa, e io mi devo sentire dal più grande dirigente, perché è vero, il più bravo, più potente, che però chi se l'aspettava ci ha colto impreparati questa cosa. Allora scusa, senti le dirette di Valerio Guido, assumici, perché un mese fa avevamo lanciato l'allarme e detto perché non ci sediamo
Anzi, uno poteva approfittare della pausa a questo punto, dove non dovevi fermare nulla, invernale, e tutti si è ricordato di questo il giorno delle partite. Ieri a mezzanotte hai fatto la riunione straordinaria, la facevi, mi spiace, il 22 di dicembre, la facevi il 23, il 24, il 25, il 26, il 27, non andavi a sciare tutti i giorni. No, non è accettabile, anche perché prendete stipendi enormi per far funzionare un monumento che dite che fa un giro di miliardi enorme, allora fatelo funzionare bene. Non posso accettare come cittadino, non come uno dice ci ha colti impreparati. No, ragazzi, allora Valerio, io non lo so, perché questo veramente non lo so quanti contagiati ci sono, però sempre che io non so niente di matematica, mi sembra che sono 20 le squadre in Serie A, Sì. e le rose sono 25, quindi 20 per 25 sono 500 giocatori, sono più di 80, 87, sono, diciamo 80 per comodità i giocatori sotto Covid, che è il 15%. Marotta, se il 15% degli italiani oggi fosse contagiati avremmo 9 milioni. Ma di cosa stiamo parlando? È una situazione matematiche sono complesse queste. Per far capire alle amiche Bellini e amici Bellini che quando si dicono le stupidaggini bisogna anche saperle dire. C'è un romanzo meraviglioso invece sulle bugie, o meglio una short story di Steve Martin che si chiama Shopping Girl, che parla, la protagonista dice come bisogna dire le bugie. Ecco, invito, visto che il calcio è bugia, i nostri dirigenti quantomeno a imparare a dire le bugie, come ci insegna Steve Martin in questo romanzo. Facciamo un po' di cultura. Però, fantastico. Però insomma, non lo sappiamo quello che succederà. La Juve chiederà il 3-0 a tavolino, perché l'8-0 a tavolino. Il punto è che, io ve lo dissi, non è che possiamo andare di domenica in domenica avanti così. Tra l'altro, quando la situazione, a livello percentuale, il calcio sta peggio della nazione. Molto peggio. È molto peggio, ho detto. Cioè, la situazione è molto più grave di un anno fa. Chiamate le ASL, infatti le stanno chiamando le ASL. Io credo che questo poi sia anche dipeso dal fatto che sono tutti ragazzi privilegiati, nel senso ricchi, che erano nel periodo di vacanza, sono andati dove sono voluti andare molto di più del regolare cittadino che magari è rimasto a casa, si può dire tranquillamente. Bravo, e soprattutto quella cosa che io vi confessai non dovevo, sono ragazzi, ma quando io lanciai, scrissi questa cosa e fu un muro di gomma contro di me, alla fine invece è successo, e non perché quella sinceramente era una domanda la mia, attenzione, non è che ha detto moriranno o non moriranno, ha detto vi faccio una domanda, c'è questo rischio nonostante sono giovani, sportivi, no, cacchiata. Beh, oggi vediamo che addirittura molti giocatori con 2 dosi, poi fortunatamente loro sono asintomatici, perché qua noi vogliamo la salute di tutta l'umanità, per quanto mi riguarda, tutti i 7 miliardi e 2 dell'umanità, non è però ecco, il Guido Gentile un anno fa non era impreparato, già aveva un ragionevole dubbio. Allora, io ringrazio e apprezzo Daniele, perché è uno di quelli che, tifoso della Juve, che sta sempre qui con noi, sempre corretto, sempre sportivo, e lo dimostra anche con questo messaggio. Tifo Juventus, il ricorso non lo voglio, dovevi vincere sul campo e quindi non c'è problema. Ne approfitto anche per farti salutare dall'amico Giolet, l'autore delle canzoni di Un Minuto. No, io sono iscritto al suo canale, mi faccio un sacco di risate. Troppo che ne ha fatte altre, ragazzi, veramente. Io mi ero iscritto, come capita anche al mio umile canale, poi sono risultato disiscritto, ma ti posso assicurare, maestro Gioletti, che non mi ero disiscritto, infatti non mi arrivava più la notifica, mi sono riscritto e mi faccio un sacco di buon umore e ti faccio i complimenti, perché lo dissi a Valerio, occupandomi in maniera molto modesta da tanti anni, più di 25 anni, questo settore. È vero che per noi è un minuto, ma per te cioè una marea di lavoro per montare, a parte l'ideazione, la realizzazione, cioè in realtà è molto più facile avere dei prodotti di 20 minuti che non brevissimi, perché brevissimi deve avere una sintesi del racconto eccezionale. Quindi ti rinnovo i miei complimenti. Proprio vero, grazie a Gioletto per essere passato. Tuanzepe può giocare contro la Sampdoria? Deve fare le visite mediche, deve avere il nulla ossa, esatto, aspettiamo. Io posso ipotizzare una panchina, perché sì, se riusciamo a concludere la burocrazia, magari non subito così, però lui ha postato una bella foto del golfo, si sta ambientando, sicuramente il clima è più apprezzato rispetto a quello che stava vivendo
E lo prendo questo messaggio, ma giusto per chiarire, perché Vabbè, Cosimo sì. Chessa viene spesso a commentare anche i video, quelli là, proprio quelli registrati nelle live. L'ho visto poco, adesso lo vediamo nella live, viene qui, si prende le sue responsabilità, diventa famoso, ma noi non ci accaniamo, noi rispondiamo con calma. Siete i soliti pagliacci, elencate i vostri assenti senza calcolare quelli degli avversari, guardate i probabili rigori a favore e non quelli contro, e guardate gli espulsi della Roma con delle illusioni. Allora, con delle illusioni non è italiano, amico mio, cioè veramente non ha senso logico qualche virgola, ma non fa niente, non ci vogliamo accanire su questo. E qualche, Vogliamo ma fare... una ce n'è, Valerio. Capisco la generosità tua, c'è qualche di che ne ha saltate 2, ma non ne ha messa manco uno su 3 neanche, righe. infatti io l'ho avuto il Covid, sono un po' in affanno, può essere che è una conseguenza di quello, allora, o di mancanza di allora, caro dottor, siete soliti pagliacci, virgola, e reinventate i vostri assenti senza calcolare quelli degli avversari, virgola, anzi punto, in questo caso perché metti la maiuscola. Guardate i probabili rigori a favore, virgola, e non quelli contro, virgola, e guardate gli espulsi della loro, e poi le ultime 2 parole non le ho capite bene, però diciamo, ecco, riscrivela così, rimandacelo e forse te lo commentiamo. Ok, perfetto. Nel frattempo sono partiti un sacco di TVB. L'Università della Strada. Vabbè. Allora, amici belli, io sono in live da 3 ore e 15. Stasera si lavora. Io voglio rimanere un altro quarto d'ora con Guido, che è passato a dirci la sua, e ne sono felice. Sono stanchissimo perché Guido, lo potrà immaginare, è come quasi come giocarla, fare una telecronaca da solo, con la tensione del risultato, e rivederla perché non l'acido lattico delle gambe, ma tra emotività, concentrazione psicologica e soprattutto il pathos che uno prima vive e poi trasmette e poi rivive, sono energie che effettivamente capisco. Infatti Timo se ne vanno. Già, Gioletto ti risponde, grazie mille Guido, non so cosa è successo. La persona meno esperta a parlare di YouTube, quindi no, ma ne approfittiamo per ricordarlo. YouTube ogni tanto lo fa, gli iscritti ogni tanto saltano, ed è capitato molto spesso, addirittura è capitato al nostro moderatore, a Marietto, da moderatore super attivo che non si perde un video, è andato sul mio video e si è ritrovato non iscritto. Quindi capita molto spesso che YouTube random, sarà l'algoritmo, sarà un bug, sarà qualche cosa, ogni tanto saltano gli iscritti. Noi che ne abbiamo pochi ce ne accorgiamo, perché ovviamente dice il numero, me lo ricordo, ho controllato poco tempo fa, quelli immagina quelli là, magari non lo so se poi ai canali più grandi non succede, ma farebbero bene a tenere. A me il risultato vi faccio sorridere, perché oggi il malumore l'abbiamo già dando subito. Mio fratello è il risultato disiscritto. Qua uno potrebbe uscirsi, sono il primo, tutte le battute, no? In realtà lui è il primo critico, tant'è vero che nel video di Spider-Man ha detto, però non hai detto manco una parola sull'attrice, adesso sulla cresta dell'onda, ha detto guarda, perché io li faccio senza appunti, in diretta, e a volte mi dimentico, ho detto cavolo, mi scrivo solo, devo dire questo, come tipo, devo dire dolore, cosa, cioè una parola, e ci ho pensato dopo, però dopo non puoi tornare indietro. Tipo, ho fatto un errore nell'ultimo video, ho detto compartimento numero 9 invece numero 6, lo so benissimo, me ne sono accorto dopo, cavolo. Quindi in realtà lui deve essere iscritto, perché deve criticare immediatamente tutte le sfumature che non vanno. Allora tu dici come? Si è disiscritto il fratello, dico, e misteri dell'algoritmo. Io sinceramente chiudo, mi regalavo un minuto, che poi è il minuto di durata, ma dura molto di più come persistenza, di buon umore. Pensavo, poi non ci stavo a vedermi, sono disiscritto, poi meno male che Valerio ci fece quel regalo e mi venne il dubbio, quindi non lo so, però io veramente non sono esperto in questo, non lo so, quindi effettivamente ogni tanto bisogna controllare nei canali che uno segue molto se uno risulta disiscritto, bisogna fare anche questo sforzo. Parentesi YouTube. Allora, ho beccato, nel frattempo Polly sta tenendo, Rita, tutti i moderatori stanno tenendo il conto dei like. Oggi è una live di like anche straordinaria, tanti bei numeri. Ti prendo qualche ultimo messaggio a volo, Guido? Sì. Questo non ha bisogno di cose, mi piace perché Forza Napoli da Cefalù, punto d'oro, vissuta con uno Juventino a fianco, ancora più posso emozionante. dire una cosa
seria, a parte perché non mi è piaciuto quel messaggio di quel ragazzo Pagliacci, eccetera. A parte insomma a me la partita è piaciuta. Ci sono stati un paio di episodi, tra l'altro ci sta il fallo di D'Elite, cioè, un po' di sbavatura. Ho visto vari gesti di sportività reciproci. Sì. Infatti sono molto arrabbiato per il capannello finale. A me Chiesa è un giocatore che non piace, proprio caratterialmente, l'ho sempre detto, non lo vorrei quando De Laurentiis voleva a Napoli, perché è il classico giocatore juventino, non quelli vecchio stampo, Scirea, Causi, i signori, Zoff. De Laurentiis dilla questa cosa, perché gli amici Bellini lo devono sapere. De Laurentiis ci aveva messo gli occhi addosso a Chiesa. Ma ha offerto l'indicibile e c'aveva un contratto di prelazione con i Della Valle che l'avevano promesso a lui. Quindi è lui che non è mai voluto. Quindi figuriamoci, un giocatore che è stato non solo seguito, l'ha individuato prima di tutti nella Lenz. Quella cosa non mi è piaciuta, di una partita tutto sommato con pochissimi falli, 9, 8 e 11. Una partita importante quella missione. Buona, abbiamo visto partite quest'anno molto scadenti. Comunque il campionato italiano è scadente, quindi già vedere dove c'è stato un buon tempo attivo. Il pareggio, tutto sommato, un risultato giusto. Potevi dire Napoli poteva vincere punti, la Juve poteva fare qualcosa su punizione, ma non è un pareggio scandaloso, no? Quindi trovo veramente fuori luogo quei messaggi scortesi, perché la cosa preoccupante, penso sempre ai piccoli Leonardo, ai piccoli Mario, e di quante partite su 10 ogni settimana, no? Sono brutte, a prescindere dal tifo, no? Certo. Quello è il fatto, tant'è vero che cosa abbiamo sentito? Detto, io mi vado a vedere subito il City, mi vado a vedere anche come gioca bene un Sassuolo. Ecco, questa è la lezione che ci hanno dato quei due ragazzi. Ed è una bella lezione, una bella lezione. Ringrazio Cristina Melia, siete due grandi, è la prima volta che guardo le vostre live e adesso inizierò a guardare i vostri video. Benvenuta Cristina, ci fa piacere infinito. Domanda, risposta secca, Guido. Visto Matrix? Sì, in anteprima. Sì. Ci sto pensando se fare un video o meno, perché Valerio secondo me dovresti. Secondo me dovresti. Tra l'altro, aspetta, tu che cosa? Tenet? Un amico Bellino, mamma, che bello che si sono iscritti un po' dei tuoi amici Bellini. Comincio a fare richieste. C'è chi mi ha richiesto un video, ho parlato oggi in privato con Rita, sul grande Renato Scarpa, che noi napoletani, anche se lui era milanese, viveva a Roma, amiamo tantissimo per i film con De Crescenzo, quindi abbiamo piano piano il Miglio Verde. Oggi mi è stato chiesto che ne pensi del Miglio Verde, quindi si eleva. Matrix l'ho visto, non voglio togliere spazio al canale di Valerio, ne parleremo lì. Sì, certo che l'ho visto. Quindi... Perfetto. E sempre in tema di film e di metafore, parallelismi con i film, domanda per Guido: la teoria del buono, il brutto e il cattivo vale ancora? Hai visto quello che ha detto oggi Marotta? Ancora di più, amico mio. Ci ho beccato in pieno, porca miseria. Certo che vale. Fortunatamente non deve più intervenire a livello scientifico su di noi a gamba tesa, ma ancora una volta inizio campionato ho beccato quella che era. Poi ne parliamo. Saranno sorprese. È nero su bianco, quindi non è che diciamo è cambiato le regole. No. La domanda delle domande: noi siamo quelli di Milano e Torino o quelli delle 3 sconfitte in casa? Ma sì, abbondiamo, allora, abbondanti. Io mi aspettavo questa cosa, Valerio. Il canale è tuo, sei uno splendido, educatissimo, appassionato e anche efficiente ormai, perché padrone di casa. Io ti faccio la domanda: pillola rossa o pillola blu? Ricordo, visto che è stato citato Matrix, che la rossa è la verità e la blu. Siccome siamo nel canale Caffè Napoli 1926, invertiamo: la pillola blu vogliamo la verità, la pillola rossa viviamo nel mondo dell'illusione. Rispondi tu e io prima adego. È legato a questa domanda, Sì. La mia risposta è che siamo entrambe le cose, perché quando si dice è un giocatore da Napoli, questa è l'introduzione che ci fece Guido, così. Zielinski è un giocatore da Napoli o no? Sì, perché sta a Napoli. Il Napoli è il Napoli di Milano anche perché è il Napoli di Spezia, dell'Empoli, eccetera, eccetera. Questi siamo, ragazzi, un po' storicamente questi siamo,
è un po' perché capita, è un po' perché il destino, è un po' perché l'universo, un po' perché sono scelte, è un po' perché ci odiano tutti. Siamo questi, capaci di grandi esploit, di grandi imprese e di grandi scivoloni. Io ho fatto il video, non lo so se lo posteranno, per Spazio Napoli, che hanno chiesto ai tifosi all'estero così, qual è stata, fanno la domanda, qual è stata l'ultima partita che hai visto al San Paolo? E io me la ricordo bene. È stato Napoli-Atalanta 0-2, Caldara ed era il Napoli di Sarri. Ma come? Il Napoli di Sarri vinceva sempre, solo col Chievo abbiamo no, perché si dice sempre Chievo. Ma quella partita con l'Atalanta che mi intossicò il ritorno in Italia, ce la siamo dimenticata. E c'era Culam, c'era Mertens, poi entrò Milik, entrò anche Pavoletti se non sbaglio, c'erano tutti quanti, Insigne in gran forma, Allan. Siamo questi. E questa è la risposta che darei io. Adesso ti punto dice, che cosa vogliamo fare con queste due pillole? Decidi tu, blu o rossa? Io la voglio blu, io voglio la verità. E quindi, amiche e amici bellini, è colpa di Valerio. Il 26 settembre 2019 scrissi l'articolo più semplice di tutta la mia vita, anche di quando ero un liceale. Io ho un modo di scrivere un po' da liceo classico, con tante subordinate, ma articoli proprio semplice, che si intitolava 11 domande. È sparito dal web, ora capirete perché. Ve lo leggo e lo commentiamo insieme. Da tifoso analista sportivo, addirittura volevo mettere in testa la parola, pur rispettando le bugie del calcio, perché il calcio è bugia, mi sento in diritto di pormi e porvi alcuni interrogativi. Ve li giro. Escludendo Napoli-Liverpool, partita meravigliosa, perché la squadra non ha mai giocato 90 minuti con intensità, ma soprattutto con una costante concentrazione? Nemmeno con la malandata Sampdoria siamo stati in grado di avere una partita così. Ne abbiamo concesso troppe azioni. Questa domanda saltiamola. Vediamo già la seconda. Perché il Napoli non riesce a vincere più di 2 partite consecutive? 26 settembre 2019. Se vi andate a vedere, allora ve la apro io, le classifiche degli ultimi anni, perché questa io me l'aspettavo, che a una partita favolosa come quella della Juve, ma Ci siamo. Andiamo a vedere l'anno dei 44 punti. Ok? Vittoria, sconfitta. Vittoria, sconfitta. Vittoria, pareggio. Vittoria, pareggio. Vittoria, sconfitta, vittoria. Cioè, in un girone di 44 punti, tantissimi, il secondo punteggio della storia del Napoli, dopo 48-44 punti, l'unica volta siamo riusciti a fare 4 vittorie consecutive, poi ci fermavamo. Girone di ritorno, vittoria, pareggio, vittoria, sconfitta. Manco 2 vittorie di seguito. Pareggio, vittoria, sconfitta. Pareggio, vittoria, sconfitta. Vittoria, pareggio, sconfitta. Andiamo all'altro anno. Stiamo andando a vedere 3 campionati. Vittoria, sconfitta. Vittoria, sconfitta. Vittoria, pareggio, pareggio, sconfitta. Pareggio, sconfitta. Pareggio, sconfitta. Vittoria, sconfitta. Ritorno. Sconfitta. Vittoria, sconfitta. Vittoria. È stato Gattuso a fare la scritta più lunga, 5 vittorie. Poi abbiamo fatto sconfitta, vittoria, pareggio, vittoria, sconfitta, vittoria. L'anno scorso, così la finiamo nel canale di Valerio, vittoria, sconfitta. Vittoria, sconfitta. Vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria, sconfitta. Ritorno, vittoria, sconfitta, vittoria, pareggio. Vittoria. Di nuovo 5 risultati. Pareggio, vittoria, pareggio, vittoria, pareggio. Cioè in 3 campionati. E il pareggio, ricordiamocelo che fu una sconfitta l'ultimo. Fu proprio una sconfitta. Esatto. In questi 3 campionati, e quindi non oggi, e non stiamo vedendo la girone di quest'anno, no? Per Napoli è un'eccezione fare non 5, 6, 7 vittorie, 3 vittorie di seguito. Quel famoso girone di ritorno di Gattuso è stata un'eccezione, con 15 risultati utili consecutivi e solo 2 sconfitte. È stata l'eccezione, non la regola. Per questo quando poi Spalletti comincia in quel modo,
domanda di un articolo il 26 settembre 2019. Continuiamo. Perché la squadra di Ancelotti ha perso personalità in trasferta? Cicerone, fate presto, Tesserini, come si chiama? La prova di maturità, eccetera. È una cretinata. Dal 29 ottobre 2016, che la gente forse non ricorda, la sconfitta a Torino-Zazza, al 29 aprile 2018, sconfitta a Firenze in albergo, Napoli ha giocato 30 trasferte, ne ha vinte 24 e perse 0, pareggiate 6. La squadra aveva già fatto la maturità, l'università, il master. C'è stata una regressione, perché 30 trasferte senza sconfitte e con 24 vittorie, cioè significa vincere ripetutamente a Milano, a Roma, infatti vincevano 2 anni consecutivi. 25 settembre 2019. Quarta domanda, Valerio. 25 settembre 2019. Perché da 2 stagioni a questa parte subiamo più infortuni muscolari nonostante un ampio turnover? Ah, come l'hai chiusa poi bene, perché la colpa della gestione, eccetera, non è sfortuna. No, perché io mi segnalo tutti i minuti. Un ampio turno. Quinta domanda, Valerio. Quinta domanda. 25 settembre 2019. Questa domanda fece infuriare i miei vertici e prego di insulti, e mi arrivavano insulti personali sulla mia mail pubblica, eccetera, ma bruttissimi. Perché Insigne non è stato ceduto almeno in prestito? Vedi il caso Marotta, Conte, Icardi. Si rischiano 38 giornate di calvario. Ripeti la data? 25 settembre 2019. Questo silenzio fa ritmo. No, voglio spiegare, questo silenzio fa ritmo. Non è un silenzio. Insigne poi andò fuori squadra in tribuna a Genk, poi ci fu l'ammonimento, eccetera, eccetera. Io non ve li riporto perché sono un gentiluomo, né i commenti dei colleghi e né gli insulti personali. C'è chi scrisse: ma noi dobbiamo leggere le cose di questo pagliaccio, eccetera. Noi abbiamo fatto più di 38 giornate di calvario. Ed è una domanda legittima. Perché Koulibaly è così nervoso? Beh, questa è una delle poche cose che ci ha risposto lui in un'intervista bellissima. Perché Younes è sparito dai radar? Poi è successo a Lozano. Perché, ottava domanda, Lozano è stato acquistato per sostituire Insigne? Punto interrogativo. E non è stato ceduto per varie mancanze. Nona domanda e altri insulti. Dopo la lettera di dimissione al campionato, perché noi uscimmo dopo quella partita, riuscirà Ancelotti a motivare i suoi ragazzi per la lotta Champions? Intendo entrare per le prime 4. Sappiamo com'è finita, settimi. Leggiamo gli ultimi 2, erano 11. La settimana precedente si parlava di matrimonio a vita, no? Perché ADL non parla più del rinnovo di mister Ancelotti? Poi fu esonerato. Domanda 11. Perché ADL non ha mai più accennato agli obiettivi anche minimi del quarto quinquennio, visto che è stato così bravo con i primi 3? Io ho riconosciuto che... Allora, che chi analizza come me il calcio non solo su una singola partita, ma quello che è successo, quello che sta succedendo in previsione di quello che può succedere, ha una visione un po' diversa, che non è Napoli-Verona, perché a questo punto, vedi, rileggendo queste domande, Napoli-Verona, che vi dissi non mi ha mai appassionato, non ha motivo di esistere. Non ha motivo di esistere perché è una squadra che già negli ultimi 2 campionati, prima di quel Napoli-Verona, 2, non riusciva, solo 2 volte è riuscito a fare più di 3 partite vinte 2 volte su 2 campionati. Allora significa che non è una squadra che ha la forza di fare grandi filotti, lunghi filotti più volte, ma addirittura vincere 4 partite, 3 partite di seguito, non 4, 3, 2 sconfitte. Quindi quella squadra era andata già fuori giri per raggiungere quei 43 punti. E poi ci sono stati anche degli episodi. Però questo è un articolo del settembre 2019. Chiarissimo, più chiaro di così non si può. Pillola azzurra, che però in questo caso è la verità. Salvatore, che ringrazio, ti chiede se hai visto strappare lungo i bordi.
Sì, però poi svicoliamo, no? Questo dobbiamo No, vabbè, rimanere... se rispondi solo sì, senza Sì, doverlo sì. così, va benissimo. Però E a perché Bellwatch, Insigne non è stato ceduto almeno in prestito? Si rischiano 38 giornate di calvario. ma tu per questo poi hai fatto arrabbiare, perché nessuno al mondo sano di mente direbbe Insigne in prestito, nemmeno qualcuno, cederlo, sai, il tifoso più accanito dice mandare Insigne in prestito non l'avrebbe pensato nessuno. Oggi ci troviamo di fronte a Bellwatch, lo recuperiamo, il giudizio sulla prestazione l'abbiamo già un pochino fatto. Sì, comunque sinteticamente la partita ha giocato concentrato, con grande acume tattico, a parte i primi minuti dove sembrava impaurito, poi ha preso per ampi tratti della partita il pallino del gioco in mano, ha subito degli strappi della Juve, perché la Juve è andata a strappi ed è stata anche pericolosa. La cosa che ci è piaciuta è che dopo il pareggio della Juve subito in contropiede non ha dato l'impressione di disunirsi e di andare in paura, e infatti non ha perso. Perché adesso noi dovremmo avere per coerenza chi diceva che certi giocatori a questo punto, siccome già si sapeva che l'anno dopo non sarebbero stati più nostri, andavano in scadenza, era meglio valorizzare chi in rosa continua. Questa cosa dovrebbe valere pure per Insigne, è meglio valorizzare Unas e Elmas piuttosto che puntare su un giocatore, cioè la coerenza. Il dibattito tu non a caso ogni tanto, come lapsus, a volte lo fai apposta, a volte no, Unas lo chiami Younes, ma perché sono assimilabili come concetto. È vero, quello o Unas si scrive, è diciamo africano, l'altro è tedesco, sì. E con la Y, Younes in ogni, eccetera. Però, grazie Guido, ho visto quanto è profonda la tana del bianconiglio. È molto profonda. È bellissimo. Ovviamente si è intuito l'innominabile di cui abbiamo ampiamente parlato e nominato. Io l'ho vista così e ovviamente non posso tornare indietro perché quello che ho visto, io ho visto proprio tutto l'Insigne, la partita di Insigne, cioè fa parte del gioco, illumina, perché poi sul taglio di Politano gli arriva, fa la giocata da Insigne, quella la classica che siamo abituati a vedere, bella giocata che porta poi al gol, quindi entra nel gol così, poi si intestardisce, la tira altissima, cercava lo spazio anche in altre zone, ovviamente lì parentesi tattica che domani nella cosa, perché Insigne si può accentrare così, perché Ghoulam tende a stare esterno, Mario Rui entra molto, quindi quando Ghoulam sta esterno anche da fermo, perché quello che ci ha detto Guido è giusto, Ghoulam ha giocato da fermo, non ha sfruttato la sua velocità che purtroppo non ha, però c'ha il senso della posizione, l'altezza, quindi se arrivava una pallata Ghoulam senza proprio e la poteva ributtare dietro, e poi c'ha la qualità di calcio, quindi anche da fermo dalla tre quarti senza arrivare fino in fondo poteva pescare, e lo ha fatto spesso Mertens al centro dell'area. Oggi potevamo fare 2-0, c'è una bellissima azione, ma lì sono mancati i centimetri di testa a Mertens, che è andato lì e non ha trovato la palla. Politano, il cross col destro che amo. Ma tutta l'azione sarà una bella azione, vero, elegante, corale, incisiva, conclusa con il cross a tagliare per l'incornata, però quelli sono i centimetri. Non lo so adesso dove sta, lo sai? Vado... sta in prestito, io me lo so perso per strada, veramente non ho idea. L'ultima volta era stato visto dov'è? A Francoforte, che... Sì, ma pure non stava andando benissimo, perché io ricordo che Younes, quando faceva un gol, usciva su tutti i giornali. Younes. E poi se non è uscito più vuol dire che ha avuto dei problemi, perché è un problema di testa, ragazzo. Caratterialmente che spreca. Francoforte, controllato, si sta a Francoforte. Perfetto. Franco Della Mura invece ci dice Australian Open, Novak Djokovic is not playing. Of course he's not playing, because le regole e anche questa l'avevamo anticipata in tempi non sospetti. Grande Guido, allora in sintesi meglio di così il Napoli non può fare, ci vuole una società di livello superiore, l'Atalanta sta vivendo allora il suo massimo splendore? Sì, ci vuole una società che faccia l'ultimo step. Questa ha fatto il massimo, questa società.
Io vi inviterei a vedere cosa sta costruendo, nonostante l'insultimo commesso a Firenze, visto che è stato bloccato nel frattempo dello stadio, però sta costruendo un certo sportivo all'avanguardia con 20 campi, foresteria, cioè, e non ci sta mettendo 18 anni. È quello, è chiaro che prima che entri a regime servono 5-6 anni, però tu ragioni nella progettualità. Per esempio l'Atalanta, avendo un bel quanti anni ha vinto o è arrivata nelle prime posizioni del campionato primavera, cioè il Napoli negli ultimi anni non ha mandato manco la sua squadra al torneo di Viareggio. Allora uno, vedi, non le valutiamo queste cose, sono tante valutazioni che vanno fatte. Noi abbiamo raggiunto il massimo e non abbiamo, secondo me, ottimizzato quegli anni di debolezza di altre squadre per mettere dei pilastri dove dici tu da qua non ci smuovi, poi lo scudetto non lo vinciamo, dove servivano quegli investimenti per questo periodo. Ho detto, perché lì era facile vincere facile, non c'erano avversari, c'era solo la Juve. Ho detto, quando arriveranno gli avversari noi con questi investimenti potremo tenere botta, non abbiamo il loro peso politico, ma riusciremo a compensare come la qualità manageriale, la qualità della rosa, con innesti continui di giovani o giovani che poi possono servire per scambio, perché hai detto tu non è la prima squadra, ne vendi 2 elementi in Serie B che con quegli introiti ti compri il famoso terzino sinistro. Abbiamo vivacchiato. Guido, con il minuto di Coller riprende il cronometro e arriviamo a 800 like. Rita, è bellissimo, ma certe cose sono efficaci proprio perché sono fatte una volta sola, ma non per altro, perché io veramente devo scappare. Lorenzo è contento che tifiamo Napoli e siamo tutti contenti, non c'è problema. Iune ci sta facendo un gummista e in ultimissima Luca Leardi ti chiede se Matrix merita o no, perché è fan del primo, ha paura di guardarlo, ma quello lo dobbiamo chiedere a Guido Gentile piano sequenza. Su questo canale, per chiudere questa live, lo rinnoveresti Mertens? No, perché io avrei già rinnovato. Signori e signore, Guido Gentile. Non c'era proprio dubbio, perché serve anche da un punto di vista dell'aspetto umano, e poi sono brevissimo, come ha detto, ci sono dei giocatori che durante la settimana aiutano, valorizzano umanamente, calcisticamente i giocatori in rosa, e quindi sono elementi che tu non trovi nel bilancio. Cioè, quanto vale da un punto di vista numerico degli euro questa cosa qua? Non lo puoi valutare perché non entra nelle valutazioni, ma vale veramente tanto. E se voi vi andate a ricostruire la storia di tantissimi ragazzi, anche Fabian Rui, ma adesso è uscito Valero, se sarà recuperato, la storia di Milik su Instagram. Quanti ragazzi arrivati a Napoli, Mertens ha inserito, ha velocizzato il periodo di inserimento, perché è vero che poi quando vivi bene a Napoli come un privilegiato, un miliardario, un ragazzo giovane, vivi bene, però all'inizio tu non sai manco dove andare a tagliarti i capelli, per dire, cioè, come qualunque persona umana, andate in una nuova città, immaginate voi che avete il fruttivendolo di fiducia, il meccanico che conosce, che da padre in figlio, vai in una città nuova, i tatuaggi dove te li fa? I tatuaggi, quindi e poi a prescindere dall'aspetto umano, ragazzi, questo è uno che ancora ha molto da dare dal punto di vista del calcio. Oggi ha retto da solo l'attacco e il gol lo fa perché sente la porta, non c'è sta niente tiro da fare. L'ha fatto. Se Szczesnik si fosse un attimo anticipato a buttare là, lo prendeva in contropiede, poi il palo era vicino, la punizione c'era di pochissimo, faceva un gran gol. So se avete visto, e vi salutiamo dall'alto la partita, varie volte noi avevamo questi tappetti, Demmelo, Bock, Zelis, Insigne, cioè avevamo giusto Juan Jesus e Gula, ma poi era imbarazzante, detto la differenza di centimetri, chili, peso. Mamma mia. Più che altro non è una questione, è finito, di riconoscenza, attenzione, è una questione, se uno vuole essere cinico, freddo, è una questione di questo giocatore tecnicamente, umanamente è finito. La testa mi sembra, io spero che lui a lasciarci ci lascerà col sorriso, senza ferite, senza veleni, e che raggiunga i 150 gol per sfizio, che dice ha fatto 150 gol nel Napoli, che sono 14 like se volete che mi faccio altri 7 minuti 7 minuti 14 like però devono arrivare in questo momento.
per la mia deontologia mi è vietato, l'ho messo una sola volta e mi sono vergognato tutta la notte quando c'erano Leonardo e Mario e Valerio mi rimprovera, quindi dovete fare a meno del mio. Quando non ci sono io sono il primo, perché sennò sembra che lo metto a me stesso, che questa vanità sarebbe inopportuna per la mia persona. Quindi 14 like, 7 minuti. Si parla di accordo PSG, io non ci voglio proprio credere, dobbiamo Sì, stare a vedere, ragazzi. Il grande punto di Mertens, parliamo in questi 7 minuti di campo, è che, ragazzi, ve l'ho già detto, costa veramente tantissimi soldi, noi lì sentiremo la differenza. Sostituire tecnicamente, tatticamente, umanamente un giocatore del genere. Allora, tecnicamente e tatticamente puoi fare bingo, perché sia ti compri un campione, vuoi svenarti, oppure un ragazzo che immediatamente dimostra di avere, non è che è l'unico giocatore al mondo, attenzione, ma umanamente per quello che lui rappresenta, rappresentato eccetera, è un caso unico di tutta l'era della Rentis, più di Hamsik che veramente è una delle più grandi stelle insieme a Vinicio, proprio umanamente, di come lui ha sposato la città. Mertens è andato oltre Hamsik. È quello veramente difficile, perché tu puoi avere anche delle situazioni di rigetto. Noi abbiamo continuamente degli esempi, anche in grandi squadre, di giocatori che non hanno... Pirlo è il più grande esempio. Tant'è vero che uno dei più grossi errori fu dell'Inter darlo al Milan, senza citare sempre il Napoli. Quindi attenzione, non è... spero che la società abbia delle idee chiare, perché lì sentirai molto che scende la qualità della squadra. Molto. E in più, anche se non è nato come prima punta, anche se non è una prima punta tradizionale, anche se non è un marcantorio, anche se non è un cecchino infallibile, sempre un giocatore che ha fatto 142 gol nel Napoli. Ma infatti sì, poi segna Mertens, ma scusate la canzone che devo fare. Ufficialità di Sky domani, visita e tweet, quindi aspettiamo sempre domani. Fabio, ovviamente per Tuanzebe, l'hai notata, Guido, sicuramente quando arriva quella punizione che poi tira Mertens, Insigne che fa con la mano così, ti prego fammelo tirare a me, e molti si stanno chiedendo in un contesto diverso se non fosse accaduto quello che è accaduto, quella come l'hai letto? Siccome doveva essere un paio di mesi più dietro per farla tirare a Mertens e beccava la porta, infatti è stata solo poco diciamo alta. Quella era la punizione perfetta, sapete per chi? È sempre lui, Mario Rui ha la foglia morta che scende, è vero? Sì, perché ha quella oscillazione di calcio, è meno potente. Lo sentirete solo qua, da questa cosa qua, solo su questo. Questa è una questione di oscillazione, quindi a lui quella distanza più corta non solo non lo penalizza, ma lo aiuta. A Mertens deve essere neanche 1 metro più dietro e avrebbe beccato l'incrocio, perché ha un tipo di calcio diverso. Mario, tant'è vero che riesce a tirarlo quasi anche da fermo. È vero. E noi vediamo che nell'ultimo periodo, vabbè, ci hanno annullato un gol per come centimetri, però non si valorizza spesso delle punizioni che lui ha battuto. Non parlo di punizioni dirette o indirette verso la porta, ma dove abbiamo fatto dei gol di testa, abbiamo sfilato dei gol. È una questione di metodologia di oscillazione del piede, della gamba. Milik anche le tirava molto bene. Sì, molto. Siccome era centrale, poteva tirarle un destro, scegliendo entrambi i pali, se volevi farla. Però non c'era, era sia squalificato che col Covid. Sì, non c'è proprio niente da fare. Non è che io sono il più grande tifoso di Mario Rui, sì, certo, ma quello poi ne parleremo, però mi sembra che veramente è stato insultato eccessivamente, al di là dei suoi presunti demeriti. Cioè fa un errore e li fanno tutti gli errori, diciamo. A volte è stato anche sfortunato. E poi ricordatevi sempre, Mario Rui è piccolino. Una cosa è essere il gambone di uno che anche quando deve contrarre un tiro hai più resistenza muscolare. Un'altra cosa è essere, se Mario Rui avesse 10 centimetri di più, guardate che sarebbe un terzino tosto. E giocherebbe probabilmente in un'altra squadra. È Mario Rui un giocatore da Napoli? Sì. Quello è. Non giocherebbe ci rendiamo conto.
Sì, sta facendo fuori, ma c'era un collega che aveva detto: ma come De Laurentiis ha messo Gattuso in tutte le condizioni migliori, ha cenato con la squadra, ha messo a posto con le multe, non ha messo, se l'è segnata al dito, e finché non l'ha ragione lui, su qua non possiamo dire nulla. Lui è il presidente della squadra, lui decide le regole, lui decide quello che è importante e non importante. Io lì non mi sento né di criticarlo né di contestarlo, ci sono delle regole, sia scritte che non scritte, tra l'altro, nel senso, oltre che il regolamento interno di comportamento, cioè ci sono anche delle regole morali tra persone. A me può dar fastidio un certo tipo di atteggiamento anche con gli amici e non ci passi su e finisce un'amicizia, altre persone no. Quindi lì, ragazzi, il consiglio di uno zio vecchio come me è di essere invece aperti, perché nessuno di noi pretende di dire così tu devi comportare. La cosa scorretta è aver raccontato a voi che era tutto a posto. Questo no, è scorretto. Tu hai sicuramente più memoria di me. Io non riuscirei a metterlo nemmeno in quale mese e in quale anno. Io sui numeri proprio, no, veramente sulle date. Ho una buona memoria, però per le cose che mi servono. Questa sarebbe una vanità personale, e quindi poi un giorno casomai ci divertiamo, andiamo a rivedere, però no, sicuramente abbiamo detto tante cose diverse rispetto agli altri nelle live di Valerio. Questo poi possono non piacere o non piacere, dipende da voi, però questo mi fa molto piacere. Cioè, sono state raccontate, grazie ai vostri stimoli, grazie, insomma, alla mia libertà, tantissime informazioni molto molto diverse e variegate rispetto ai 20 anni che mediamente uno spettatore giovane come Valerio, uno di voi, non giovanissimo come Leo e Mario, che hanno tutta una vita davanti, spero per gioire, è stato raccontato. Va bene, amici miei, siamo arrivati alle 6:30 di pomeriggio americane, che sono per voi sicuramente un bel traguardo. Anche voi dovreste andare a dormire, che domani si lavora. Si è sempre visto che il tifoso napoletano ha amato più Mertens che Insigne. Questo è molto strano, in effetti strano non lo so. Filippo, io ringrazio Guido Gentile, a cui do un bacio gigante. Grazie Guido. No, grazie a te, alle amiche Bellini, agli amici Bellini, ai passanti, anche ai tifosi delle altre squadre come l'ultimo, Filippo. Tutte le persone educate sono sempre motivo di stimolo e di confronto. E ringraziamo, e non è ironico il lavoro, tutte le persone che si stanno impegnando per la nostra salute pubblica, poveri quelli dell'ASL che si trovano a dover derime una situazione ingarbugliatissima, che è sinceramente di pochissimo interesse per loro, e che sarà invece il dibattito pubblico delle prossime settimane. Pensate un po' che contraddizione, no? Perché ci saranno chi ti tira dalla maglietta da una parte, di lui la maglietta dall'altra, in fondo 500 giocatori solo la Serie A numericamente sono un po' meno di 61 milioni di abitanti, e questo ci dovrebbe far riflettere che se c'era un problema andava pianificato e risolto prima, onde non evitare situazioni sia antipatiche, ma poi situazioni che queste settimane è facile prevederlo, non ci vuole il divino Telma, terranno banco su vari siti e avvelenano, perché il 90% del nostro tempo dovremmo commentare la partita ed elementi romantici, storici del futuro che sono legati al calcio, e poi un 10% ce lo concediamo pure di insulti, malumore, perché non possiamo educare tutti, e questo sarebbe l'ideale, no? 90% questi due argomenti, sport e romanticismo, e concede un 10% di non noi chiaramente nel mondo di maleducazione, e invece troppo malumore. Però ricordatevi che noi abbiamo la regola del minuto, e quindi abbiamo anche superato il problema del malumore. Buonanotte a tutti, un abbraccio. Ciao Guido, ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio tutti voi ragazzi, veramente sono strettissimo, quindi non posso nemmeno farmi l'ultimo giro di saluti. È stata una bellissima serata, un risultato inaspettato, una prestazione soddisfacente. Forza Napoli sempre. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani approfondimento tattico, ci divertiamo con altri video, altri approfondimenti. Voi vi iscrivete al canale, ringraziate i moderatori che si fanno sempre a tarallo, e sigla. Questo programma è stato offerto da
niente di meno un programma, cioè proprio la sigla. Fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, boh, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta